al presidente dell'Istituto Gramsci, Salvatore Nicosia, per i saluti. Buonasera. Volevamo partecipare a questa celebrazione del centenario della morte, cioè dell'assassinio di Matteotti, perché è singolare come si stia svolgendo questa circostanza. Cioè siamo in un momento in cui la celebrazione viene fatta anche nel Parlamento italiano da persone che si ispirano a un'ideologia che ha ucciso Matteotti, di chi ha ucciso Matteotti. E quindi devono fare uno sforzo, e l'hanno fatto. Per esempio la Presidente del Consiglio ha fatto lo sforzo di dire fu ucciso da squadristi fascisti. Erano più che squadristi, ma si scordò di dire qualcosa sui mandanti di quell'omicidio. E viene attribuito nella dichiarazione che ha fatto lei, viene attribuito a questi squadristi che, così, essendo squadristi, pensarono bene di uccidere Matteotti. E la vicenda di Matteotti è esemplare per vari aspetti. Il primo aspetto è la discussione parlamentare fatta con il massimo coraggio, con la massima chiarezza, in regimi di dittatura già consolidata. Cioè un esempio di eloquenza nel Parlamento, democratica, parlamentare, unica perché fatta a suo rischio e pericolo. Un'altra esemplarità è quella che riguarda invece l'esemplarità fascista, la maniera di uccidere, di eliminare gli avversari politici, senza nessuna, come farebbe qualsiasi piccola mafia, come qualsiasi prendere delle persone e dargli l'ordine e quindi massacrare la persona. Anche questo è esemplare, perché effettivamente per questo motivo la circostanza della rievocazione della fine di Matteotti nel comitato ha avuto momenti molto importanti perché si sentiva che era una cosa di cui c'era bisogno che si ricordasse ai massimi livelli e poi nella coscienza collettiva si ricordasse questo personaggio che appartiene veramente alla parte migliore della storia italiana. Io ho le scuse del Presidente della Regione di non essere intervenuto, di non poter intervenire, del Sindaco e del Questore e di alcuni altri che non leggo perché la formula è la stessa e quindi è inutile che io la ripeta. E immaginate quale sia, impegni istituzionali, eccetera. Ubi maior, minor, che in questo caso siamo noi, cessat. Vi ringrazio. Ringrazio il Presidente. Io due parole dico ad introduzione. Come Istituto Gramsci siciliano ci tenevamo a fare questa iniziativa per inserirci nel grandissimo flusso di iniziative che si svolgono quest'anno in coincidenza del centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Devo dire, io non mi aspettavo così tante iniziative e così diffuse diciamo, sono stato piacevolmente sorpreso nel corso dell'anno di vedere non solo libri che uscivano, e qui abbiamo alcuni degli autori che si sono cimentati con l'argomento e hanno fatto uscire pubblicazioni su Matteotti in quest'anno di centenario, ma non solo libri, come dire, di natura scientifica, ma anche libri molto più divulgativi,
anche delle graphic novel, anche delle mostre. Io vado a memoria, ne ho contate 4, di cui una itinerante che è da un anno che sta girando l'Italia, documentari e poi un'infinità di piccole e grandi iniziative sparse sul territorio. Evidentemente c'era un bisogno di riflettere su Matteotti e forse anche un bisogno, poiché spesso stiamo parlando di iniziative che si muovono, come dire, sul crinale, che a noi piace molto, tra lo scientifico e il civile. Sono iniziative evidentemente che si svolgono nel 2024 e che si svolgono in un contesto che è quello in cui tutti noi oggi viviamo. Noi oggi volevamo, come dire, abbiamo pensato a questo incontro come un incontro, come dire, di natura più scientifica, che riflettesse su un personaggio che ha oggettivamente degli aspetti di eccezionalità. Noi storici le eccezionalità le spieghiamo inserendole nel loro contesto, e con questo seminario abbiamo cercato e cercheremo di fare questo, perché essenzialmente Matteotti non si può capire se non lo si inserisce nella storia del socialismo italiano e del riformismo italiano, con tutte, diciamo, come area sicuramente molto ampia e molto diversificata al suo interno, un riformismo che ha anche una cifra di radicalità che probabilmente nel caso di Matteotti deriva anche dal socialismo municipale e dalle lotte in favore dei diritti dei lavoratori della terra nel Polesine, che hanno una loro radicalità. La radicalità di Matteotti poi la si vede soprattutto nella sua intransigenza, ovviamente allora, per quello che riguarda Matteotti e il socialismo, abbiamo ovviamente Jacopo Perazzoli, con Matteotti socialista tra la dimensione locale e quella nazionale. Dunque Jacopo Perazzoli è uno storico dell'Università di Bergamo e ha fatto appena uscire un'antologia di scritti di Matteotti dal titolo Manifesto socialista. La radicalità e l'intransigenza ovviamente di Matteotti contro il fascismo, e abbiamo quindi Giovanni Scirocco con l'ultimo discorso di Matteotti. Giovanni Scirocco, anche lui viene dall'Università di Bergamo, è uno studioso di socialismo e è uno dei contributori degli autori dei saggi in uno dei cataloghi delle varie mostre che sono state fatte su Matteotti nel 2024. Stiamo parlando della mostra a Palazzo Braschi. L'intransigenza la si vede anche ovviamente in Matteotti nella sua lotta contro la guerra. Durante la prima guerra mondiale la radice dell'intransigenza è la stessa, in sostanza. L'intransigenza viene fuori da una lotta quando Matteotti si rende conto che
la libertà essenzialmente è in pericolo, sia nel caso della Prima Guerra Mondiale e poi del fascismo. Su Matteotti e la Prima Guerra Mondiale abbiamo Michele Figurelli, che qui in verità non ha bisogno di presentazioni perché è un elemento importante di questo istituto. Matteotti e la sua intransigenza contro il fascismo ci porta ovviamente anche ad un problema centrale di questo nostro incontro che affronteremo, che è quello che cosa succede, che cosa può fare l'opposizione politica quando il fascismo ricorre alla forza per non perdere il potere. Questo è un tema fondamentale e Matteotti non ha il tempo, come dire, ovviamente di approfondire questo tema, ma è un problema, è il nodo, che è la questione che investe l'opposizione aventiniana, no? E quindi qui abbiamo opposizione aventiniana, in sostanza, come sappiamo tutti, i deputati che si astengono dal partecipare alla vita parlamentare come forma di opposizione e di protesta di fronte all'omicidio Matteotti. Quindi qui abbiamo Claudia Baldoli, no, sì, Baldoli, purtroppo, sull'Aventino delle nostre coscienze, Matteotti e la secessione. Claudia Baldoli è coautrice di un volume che è appena uscito sull'Aventino, L'Aventino, storia di un'opposizione. È un libro che, come dire, in qualche modo serviva, perché è da molti decenni che non usciva un libro di storia dell'Aventino. Ovviamente occuparsi dell'eccezionalità di Matteotti significa chiaramente andare a discutere anche e parlare della proiezione dell'immagine di Matteotti dopo la sua morte. E qui abbiamo il piacere di avere con noi Anna Steiner, che ci parlerà di Giacomo Matteotti nella memoria della famiglia. Anna Steiner è la pronipote di Matteotti, figlia di Albe, che era nipote di Matteotti. Bene, mi sono solo dimenticato di dire che Anna Steiner è un'architetta, Claudia Baldoli ovviamente è una storica, viene dalla Statale di Milano. Ho concluso in sostanza la mia introduzione è finita, ora passo la parola a Michele Figurelli. Il dottor Matteotti deve scomparire. Questo è il grande titolo di un giornale degli agrari, il Corriere del Polesine, sopra un articolo che ribadisce contro di lui calunnie e accuse di anti-italianità. È il febbraio 1915. Siamo alla vigilia della chiamata alle armi nelle radiose giornate proclamate dal delirante vate del bellicismo Gabriele D'Annunzio. Matteotti, grazie ai suoi compagni, sfugge a un'aggressione e il 2 maggio 1915 sarà assalito da una squadra di studenti nazionalisti nella piazza centrale di Rovigo, dopo un comizio contro la guerra.
e altre aggressioni seguiranno. Pochi anni dopo, gli anni della guerra, il Corriere del Polesine, giornale degli agrari, non è più solo. Il 3 maggio 1923 è il giornale del capo del governo, Benito Mussolini, Il Popolo d'Italia, ad avvertire: sarebbe bene che egli si guardi, che se dovesse capitargli di trovarsi un giorno o l'altro con la testa rotta, ma proprio rotta, non sarà certo in diritto di dolersi dopo tanta ignobiltà. Per non citare tante altre simili minacce esplicite di assassinio, basta ricordare la reazione alla requisitoria di Matteotti che il 30 maggio 24, tra le grida e i tumulti dei fascisti, dimostrava la non validità delle elezioni. Quell'uomo, dopo quel discorso, non dovrebbe più circolare, e lo sfogo di Mussolini alla Camera con Giovanni Marinelli, segretario amministrativo del partito fascista. Il filo nero che lega questi due elementi, quel Matteotti deve scomparire del 15 e quest'ultima minaccia alla consumazione del grande delitto di 9 anni dopo, è il filo nero che lega il fascismo alla guerra, il fascismo generato dalla guerra e il fascismo a sua volta generatore di guerra. Nel 1915 il Matteotti deve scomparire è agli agrari dettato non più e tanto dalla loro reazione contro le rivendicazioni per i salari e per il collocamento e dall'odio per un traditore della sua classe. Lo chiamano con dileggio il socialista milionario. Il Matteotti deve scomparire è diventato invece un imperativo politico contro il pericoloso farsi Stato di una lotta che all'organizzazione delle leghe, all'amministrazione dei comuni, all'idea e all'educazione socialista ha saputo ora intrecciare una iniziativa e un movimento di massa per il supremo e urgente obiettivo: impedire la guerra, una guerra che gli agrari invece volevano. E politico, tutto politico sarebbe poi stato il bisogno e l'obiettivo di Mussolini di eliminare un dirigente socialista che aveva dimostrato di ben comprendere cosa era stata ed era la reazione fascista, da quali forze e come il fascismo era stato e continuava ad essere armato e quali dovessero essere i punti di attacco contro di esso. Tra i primi anni 10, il 1915 e il 1924, il filo rosso delle lotte di Matteotti è sempre il no alla guerra. All'inizio per scongiurare il conflitto e dopo per impedire una guerra ancora più grande, riaccesa dai nazionalismi, sovranismi e dal revanchismo di Hitler, il Mussolini della Baviera. La lotta intransigente e intelligente contro tutte le guerre, il forte e audace anti-interventismo, il mettere quel no alla guerra al di sopra di tutto e prima di tutto, senza compromessi e cedimenti, questa è una lezione di drammatica attualità oggi, hanno inizio nella lucida contestazione dell'impresa coloniale di Libia, di cui Matteotti dirà 1405 morti, oltre 2500 feriti, più di 17.000 ricoverati per quello scatolone di sabbia. Ben lontano da illusioni come quella pascoliana della grande proletaria si è mossa. In contrasto anche con un sostenitore di quella guerra del suo paese, il leader repubblicano polesano che l'aveva votata, Pozzato, organizza e guida tante manifestazioni, comune per comune, una delle quali nella grande corte della sua casa, quando la piazza del suo paese, Fratta Polesine, viene impedita dalla polizia proprio mentre il Foglio degli Agrari, il Corriere del Polesine, lancia l'intimazione, virgolette, la libertà non deve essere concessa a chi non sa usarne.
La lotta deve essere ed è implacabile e Matteotti propone, lo scrive per la prima volta in un articolo sulla lotta il 10 ottobre 14, che sia l'insurrezione, dico insurrezione, a impedire l'entrata dell'Italia nel conflitto. E nonostante la contrarietà di Turati, continuerà a ripeterlo anche dopo che la guerra sarà cominciata. E ancora dopo la sentenza di condanna a 30 giorni di carcere con la condizionale il 5 luglio 1916, sentenza poi confermata dal Tribunale di Appello di Rovigo, ma subito dopo superata dalla Cassazione che lo assolve. Se la direzione del Partito Socialista ordinasse di fare la rivolta, sarebbe il primo ad andare nelle campagne a provocarla. Rilevante l'articolo sulla lotta il 12 dicembre 14. Liebknecht, non nome di persona, ma nome di un'idea. Nel 1870, quando la Germania preparava il massacro di Parigi rivoluzionaria, 2 uomini soli al Parlamento tedesco osarono opporsi, Bebel e Liebknecht. Nel 1914 il figlio di Liebknecht raccoglie il fuoco sacro del padre. E solo contro tutto un Parlamento che vaneggia nel patriottismo barbarico e sanguinario riafferma l'Internazionale dei lavoratori. Non gli italiani d'Austria, non i chiacchieroni di Trieste sono insorti contro la guerra, non i cattolici di Vienna o di Monaco sono insorti cristiani, ma intanto aiutano a sgozzare i fratelli cristiani di Francia e del Belgio. Contro la guerra è soltanto un socialista, uno solo in Parlamento di centinaia, ma quell'uomo salva l'Internazionale. Senza patria, antinazionale, disfattista, sovversivo, pericoloso, Matteotti non può essere più solamente lasciato alla rappresaglia del Corriere del Polesine o alle violenze organizzate dagli agrari, come quella del 2 maggio 1914. No, Matteotti deve essere colpito anche dalle istituzioni di governo, che da tempo lo seguono come il prefetto, che lo tengono sotto controllo e stretta sorveglianza, ammonizioni e minacce di polizia contro tutti i suoi movimenti che di comune in comune, di lega in lega, preparano l'insurrezione. Matteotti deve essere colpito e lo si colpisce non solo con un tentativo di arresto, con la denuncia, il processo, la prima sentenza di condanna dopo l'incidente dello scontro da lui provocato al Consiglio provinciale di Rovigo nel giugno del 1916. Siete degli assassini, siete dei barbari in confronto agli austriaci. Noi siamo dell'Internazionale dei senza patria. Le manifestazioni patriottiche sono delle provocazioni ai nostri sentimenti. Matteotti, antidannunziano nel midollo, deve essere colpito e lo si colpisce con il rinvio alle armi, dopo che era stato riformato e messo in congedo illimitato per i sintomi della tisi, la stessa malattia che uccide i suoi fratelli Matteo e Silvio. Il rinvio alle armi è anche la risposta alla sua autodifesa nel processo per l'incidente al Consiglio provinciale. Una condanna gli avrebbe fatto onore e non gli avrebbe fatto cambiare le sue idee. Assegnato a Cologna Veneta, vicino Verona e non lontano dal fronte, viene sottoposto a una sorveglianza ancora più rigida per la simpatia di cui è circondato dai suoi commilitoni, soldati e graduati, nessuno dei quali egli scrive per la guerra. Ma non basta neppure questo. Neanche 2 mesi dopo, il Ministero della Guerra, ritenutolo molto pericoloso, violento agitatore, sospetto di sobillazioni, allontana il fante Matteotti e ne ordina l'internamento politico militare in Sicilia, con censura e sorveglianza speciale permanente. Quell'internamento da quell'estate 1916 sarebbe durato fino al marzo 19.
a Campo Inglese, una frazione di Messina, e poi di fortezza in fortezza di artiglieria nei continui spostamenti di reparto lungo le colline di Messina, con la parentesi del corso allievi ufficiali del 17 all'Accademia di Torino e di licenze ridotte ai minimi perché sorpreso in giro nelle campagne a scopo di propaganda sovversiva. L'intransigenza del no alla guerra e della proposta di insurrezione gli fa dire nel 14 un vento di piccole viltà anche nel mio partito, fino a differenziarlo apertamente da Turati e Treves anche nel momento tragico della rotta di Caporetto, di fronte al patriottico abbraccio in Parlamento con Orlando. Voi avete detto, onorevole Orlando, Grappa è la nostra patria. Orbene, ciò è per tutti noi e per tutta l'Assemblea, ma Grappa non è la patria di Matteotti. L'antimilitarismo intransigente degli anni della guerra e dell'internamento in Sicilia attinge una eccezionale energia nell'incontro e nell'unione di Matteotti con Velia Titta, una donna straordinaria, una poetessa dagli occhi blu. Travolgente è il loro amore, come testimoniano le lettere piene della gioia del desiderio nella lontananza, nello sperare, nel pensare, nel fantasticare l'uno dell'altro. Lettere di amore piene di desiderio di vita e di felicità fuori e contro la tragedia di chi uccide e viene ucciso nella guerra. Lettere in cui le tenerezze e gli abbandoni si intrecciano con le speranze e le aspettative e i progetti che si vogliono far prevalere sulle amarezze e sui disincanti. Le lettere che entrambi sanno venire aperte e attentamente lette non possono contenere e non contengono racconti specifici di atti contro la guerra e una conduzione della vita militare poco conosciute, anche se Matteotti riceve ogni giorno giornali, Corriere della Sera, Corriere del Polesine e Avanti, l'Avanti pur massacrato e tutto bucherellato dalla censura. Pochi sono i dati in queste lettere, al di là di accenni a diserzioni, a voci di agitazioni popolari e di pericoli di sommosse, e alla circolare che agli ufficiali chiede se vogliono andare volontari alla difesa costiera di Venezia, ma, virgolette, nessuno qui si è mosso, nemmeno quello che fa i discorsi e le discussioni patriottiche. Oltre alle notizie sulla prigione di quel deprimente ambiente militare, che non gli impedisce però gli studi penali e la pubblicazione di saggi come quello sulla recidiva e sulla Cassazione, oltre alle notizie dei suoi aiuti ai soldati analfabeti per imparare a leggere e a scrivere, e sul successo della sua lotta perché nel campo si attrezzasse una scuola per i meno istruiti, provvedendo lui di tasca propria alle spese per il materiale didattico. Ci sono dei racconti anche beffardi, come quello di un ufficiale che, saputa dal colonnello la presenza tra loro di un socialista pericoloso, lo cerca e lo individua in lui e lo chiama tutto contento per dirgli che anche lui da un anno era entrato nel Partito Socialista. O, niente meno, il capitano ha chiamato proprio me in segreto a stendere il rapporto delle informazioni chieste dal generale su tutti gli internati militari politici, dicendomi di mettere per me tutte le lodi. Ma la mancanza di rivelazioni particolari su specifiche manifestazioni del suo antimilitarismo non diminuisce affatto il segno e il valore di queste lettere, dove è tutto a parlare contro la guerra. In particolare e soprattutto lo è la Sicilia, il suo fascino, il come essa viene vista, sentita e vissuta da due grandi innamorati
che entrambi amano la natura, l'arte, la musica, l'umanità e la cultura. Velia va a Messina per stare con lui. È la vita contro la distruzione e la morte. La bellezza grande, la meraviglia del mare, la posizione della fortezza di Campo Inglese a 500 metri di altezza che domina lo stretto, il panorama nella vista dei due mari dall'alto, Punta Faro, e al di là in barca a vela fino a Scilla, la lunga escursione da Scilla a Cariddi, il vento forte, la corrente, le ultime lune rosse che a tarda sera di qui si vedono battere sul mare, la punta estrema della Sicilia e i due piccoli laghi di Ganzirri, i fiori e le viole che pare debbano sentire il dolore della guerra, la repugnanza per tutto questo tempo di violenza, il fiore azzurro della genziana, che ho sempre in mente come il fiore dei tuoi occhi, e soprattutto un personaggio fondamentale, un protagonista di questo libro di lettere, Strombolicchio. Strombolicchio è lo scoglio nel mare a 1 miglio circa da Stromboli, che ricorda una gita amorosa nei giochi che tra loro fanno, chiamandosi Chini e Giachi. Strombolicchio è il nome che Matteotti inventa per il bambino, la nostra piccola opera comune, che avrà negli occhi tutto il cielo che splende nei tuoi. Il bambino è Giancarlo, Chicco, Chicchino, Bughi, che nascerà il 19 maggio 18. Matteotti esce dall'internamento quando la guerra è finita, ma il suo antimilitarismo continua perché la guerra sembra finita, ma in realtà non lo è. Ci sono grandi pericoli che Matteotti analizza con grande lungimiranza di nuova violenza determinata dai nazionalismi e preparazione di un'altra ultima guerra, la giustizia, gennaio 23. Matteotti ci aiuta a rileggere il periodo 15-45 come una sola guerra mondiale e non due. Matteotti critica la pace di Versailles, la pace vittoriosa, e la società delle nazioni, ancora nazionalistica, società di governi più che di nazioni, e la conseguente degenerazione di una pace cartaginese in aggressioni e guerre. Quanta lezione attuale, anche qui, in queste considerazioni, nel momento in cui si spara contro l'ONU. Matteotti, da statista, in rapporto stretto con i socialisti europei, tra i quali Blum e Hilferding, discute e calcola crediti di guerra e riparazioni, avanza proposte nuove di economia e di politica internazionale e le proposte di costruzione degli Stati Uniti d'Europa, proposte legate tutte al suo wilsonismo, all'adesione ai 14 punti del presidente Wilson e legate all'analisi e alle indicazioni di Keynes e dei suoi celebri saggi sulle conseguenze economiche della guerra. È su questo che mi sembra utile sviluppare ancora la ricerca storica, anche contro un grave paradosso durato a lungo. Il culto del martire Matteotti ha sostituito la ricerca e la conoscenza dell'uomo, del suo pensiero e della sua azione. Il nome Matteotti si trova più in Google Maps che nelle conoscenze di storia legate alla coscienza civile. È un paradosso che apre il varco a mistificazioni come quella ricordata da Nicosia del Presidente del Consiglio, che per nascondere quel viso splendidamente disegnato dal grande Albert Steiner nel nostro invito, per nascondere i vertici statali, per nascondere il pugnale di Mussolini e del capo della polizia, ha ridotto il delitto all'opera sciagurata di 4 giovani squadristi. Dopo una sorta di damnatio memoriae legata ai settarismi di comunisti
e socialisti nel dopoguerra, dopo la mancata realizzazione dei progetti Einaudi e La Terza di pubblicazione della sua opera, i 13 volumi della Pisa University Press, di cui si deve essere grati a Stefano Caretti, c'è una ricerca storica da sviluppare sulle differenziazioni dai vizi del suo partito e dagli altri dirigenti del movimento socialista nel tragico sopravvento del fascismo, una ricerca sulle ragioni del giudizio 17 giugno 24 dato da Piero Gobetti, il ragazzo della rivoluzione liberale, amico dei consigli di fabbrica di Gramsci e dell'Università di Torino, che sarebbe stato ucciso 2 anni dopo dalle bastonate dei fascisti. Matteotti, sono le parole di Gobetti, fu forse il solo socialista italiano per il quale il riformismo non fosse sinonimo di opportunismo. Un giudizio che sembra evocare quel senso di colpa avvertito da Gaetano Salvemini. Se tutti avessimo fatto il nostro dovere, scrive Salvemini, l'Italia non sarebbe stata calpestata, disonorata da una banda di assassini. Bene, ringraziamo Michele Figurelli, hai ben tratteggiato l'atteggiamento di intransigenza di Matteotti nei confronti, diciamo, nella sua opposizione alla guerra. Lasciamo subito la parola a Jacopo Perazzoli. No, aspetta, ti risposto. Così, va bene. Ok. Allora, innanzitutto, prima di tutto vorrei ringraziare Carlo Verri per l'invito, ma anche l'Istituto Gramsci, perché insomma non è cosa scontata. Carlo prima diceva ci sono decine svariate, incontabili manifestazioni, ricorrenze, convegni, momenti, mostre, appunto in occasione del centenario dell'uccisione di Matteotti e insomma mi fa piacere essere qui a discuterne con voi. Mi muoverò, il titolo del mio intervento è appunto Matteotti socialista tra dimensione locale e nazionale, e già utilizzando questo titolo diciamo così, mi pongo in un tracciato molto ben preciso, cioè ragionerò del Matteotti politico di professione. Non è un'espressione mia, è un'espressione di Luigi Covatta, mi pare del 2000, comunque del 2015 se non ricordo male. Ora, e mi muoverò anche sulla falsariga di quello che è appena stato detto nell'intervento che mi ha preceduto, e cioè sul fatto che appunto di Matteotti in qualche modo si debba provare a riscoprire non tanto il santino, lo sappiamo, non tanto il martire dell'antifascismo, quanto appunto un esponente politico, perché questo è stato del movimento socialista italiano, diciamo a cavallo tra XIX secolo e gli anni 20 del 1900. Ora, è una riscoperta questa in realtà che va avanti perlomeno dai primi anni 70. È una riscoperta che va avanti dai primi anni 70 perché se noi, sarò molto veloce su questo punto, osserviamo le modalità con cui Matteotti è stato, diciamo così, la figura, il ricordo di Matteotti è stata adoperata dai grandi partiti di sinistra, socialista, comunista, si faceva menzione prima, ma direi anche dal Partito Socialista Democratico Italiano, diciamo tra il 1945 e gli anni 70 appunto è proprio, viene utilizzato il santino, il martire, il mito. E ovviamente Matteotti non poteva che venire utilizzato in questo modo in quella stagione, siamo nel pieno della guerra fredda ed è vero che Matteotti era una figura estremamente utile dal punto di vista dei valori dell'antifascismo, però insomma le posizioni che Matteotti ha assunto, lo dirò anch'io questo, nei rapporti con il neonato Partito Comunista d'Italia non faceva propendere per un suo utilizzo appunto come una figura politica.
questo è un punto secondo me importante da ricordare. Lo stesso discorso quindi quando socialisti e comunisti costruiscono la loro alleanza nell'immediato secondo dopoguerra, è chiaro che Matteotti non può funzionare come collante politico, ma semmai come santino antifascista. C'è una ragione. E lo stesso discorso più o meno possiamo farlo anche per i socialdemocratici, quindi per i socialisti democratici italiani, che è un partito che nasce nel 1947, ma anche in questo caso Matteotti, anche qui, è una figura spesso citata, poco conosciuta. Prima si faceva menzione appunto di quante vie, piazze, luoghi della toponomastica siano presenti nel nostro paese dedicati a Matteotti. Mi pare che Federico Fornaro, anche nell'ultimo libro che ha scritto, le abbia addirittura censite, mi pare fossero quasi 3.900, e quindi anche qui c'è una presenza di Matteotti, di Giacomo Matteotti nelle strade delle nostre città, ma talvolta c'è una scarsa conoscenza delle battaglie politiche che invece Matteotti ha portato avanti sia nel contesto politico locale che nel contesto politico nazionale. È una conoscenza che però forse incomincia ad aumentare, anche perché, dicevo prima, negli anni 70 avviene un momento di svolta. Le fonti, Carlo diceva prima, siamo in un convegno che ha un'ambizione anche di essere scientifica, e le fonti sono cruciali, e grazie al presidente della Camera del 1970, cioè Sandro Pertini, appunto vengono pubblicati i discorsi, gli scritti di Matteotti, i vari numerosissimi interventi di Matteotti, anche quelli da amministratore locale, quindi nelle varie realtà del Polesine in cui era stato eletto. E quindi da quel momento qualcosa inizia a cambiare sul piano storiografico, anche se in precedenza c'è un saggio molto bello di Gaetano Arfè, mi pare della metà degli anni 60, dove già si mettono dei punti. Il titolo è quanto mai che uscì nel 66, il titolo di questo diciamo saggio di Arfè, che in qualche modo fa da apripista alla riflessione storiografica su Matteotti, si chiama proprio Giacomo Matteotti, uomo e politico. E già il titolo è quanto mai evocativo delle riflessioni che poi Arfè svilupperà. Ecco, ovviamente in quest'opera è già stato citato il lavoro incommiabile e meritorio di Stefano Caretti con la raccolta di tutte le lettere, di tutto il materiale lasciato da Matteotti, comprese le lettere alla moglie Velia, che sono un'altra fonte cruciale, e quindi oggi possiamo fortunatamente ragionare sul Matteotti politico, insomma, lasciando forse da parte, in parte, scusatemi il gioco di parole, appunto il Matteotti martire dell'antifascismo. Ora, io proverò a muovermi in questo tracciato, dirò alcune cose su momenti diversi. Intanto, come sappiamo, Matteotti è un figlio del XIX secolo, essendo nato il 22 maggio del 1885 a Fratta Polesine, un piccolissimo comune, un comune piccolo della provincia di Rovigo. Lo specifico per una ragione che vedrete tra poco. Allora, la famiglia di Matteotti è una famiglia particolare. Prima si faceva menzione appunto al socialista milionario, che è un titolo che da definizione che veniva adoperata sì dai giornali di destra, ma talvolta anche dal moderato Corriere della Sera. Insomma, non mancano le occasioni in cui Matteotti viene etichettato in questo modo. È il secondo di 3 figli. I 2 fratelli, appunto, già stati ricordati, Matteo e Silvio, che scompaiono prematuramente per colpa della tisi, e Matteotti si laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna nel 1907, con una tesi molto importante sulla recidiva, tant'è vero che 3 anni dopo la sua tesi diventa un libro. Esce un libro per i fratelli Bocca di Torino, all'epoca era una delle case editrici più prestigiose. Questo ci fa già capire che è un militante socialista. Nel 1908 ha già fatto una scelta di militanza politica. All'età di 14 anni, se noi andiamo a vedere La Lotta, che era il giornale dei socialisti della provincia di Rovigo, lo presentano come di fatto il referente per Fratta Polesine. Un ragazzo, parliamo di un ragazzo. Questo è un elemento importante, anche l'aspetto giovanile, nel ragionare su Matteotti. E però dobbiamo rispondere a una domanda: perché un figlio di quella che era la piccola borghesia locale alla fine decide di fare una scelta di militanza politica, e la militanza politica in un partito che in qualche modo era anche in teoria, e non soltanto in teoria, contrario, si opponeva alla borghesia, cioè il PSI? Ed è Gaetano Arfè che ce lo spiega, perché in qualche modo Matteotti interpreta la politica, la militanza politica, come uno strumento di redenzione per gli ultimi. Gaetano Arfè lo scrive molto bene nell'articolo che citavo prima, ma al tempo è anche lo stesso Matteotti che ce lo spiega nel 1921, appunto dice che
e lo cito, tanti giovani provenienti dalle classi borghesi decidono di entrare nel PSI perché abbracciano l'idea socialista per un alto ideale di civiltà e di redenzione insieme alle nostre plebi agricole. Quindi l'idea che la politica in qualche modo sia lo strumento per migliorare le condizioni di vita dei ceti più svantaggiati. È un aspetto cruciale, a mio avviso, questo, e Matteotti in quale parte del movimento socialista si posiziona fin da quando fa il suo ingresso nel PSI? Si posiziona nell'ala turatiana per una ragione ben precisa, perché in qualche modo era stato stimolato, influenzato dalle denunce che erano state fatte da un medico filantropo, un tipico esponente del socialismo dell'Italia settentrionale, Nicola Badaloni, che era un deputato, e Matteotti colpisce, sostiene, approva queste argomentazioni che Badaloni fa. Matteotti si posiziona appunto nell'area, diciamo così, lo diceva anche Carlo nella sua introduzione, del riformismo. Matteotti però in una fase iniziale della sua militanza politica vive una crisi molto acuta, perché quando i due fratelli che sono già stati menzionati scompaiono prematuramente, l'uno nel 1909 e l'altro nel 1910, Matteotti, che era già in procinto si era già candidato per alcuni, diciamo, per le elezioni provinciali della provincia di Rovigo, decide di ritirarsi. Ha una crisi personale, come può capitare a chiunque, decide di ritirarsi e lo comunica ai suoi compagni mentre si trova in Inghilterra per viaggio di studio, durante un viaggio di studio. Quindi è una fase, quella, diciamo così, attorno diciamo nei primi anni 10, nella prima decina del Novecento, in cui Matteotti in qualche modo appaia ancora attività, diciamo, da militanza politica con possibile carriera accademica, possibile, poi non si verificherà. Già nel 1910 la crisi che Matteotti vive viene superata, è messa da parte e appunto si candida in diversi comuni, non entro nei tecnicismi della legge elettorale dell'epoca, e però Matteotti diventa sindaco nel 1910 di un altro comune della provincia di Rovigo, e cioè Villa Marzana, e anche consigliere comunale di altri comuni, sempre dell'area di Rovigo. Insomma, è un amministratore locale, per dirla con una battuta. E da amministratore locale fa emergere una battaglia politica che poi l'avrebbe contraddistinto anche una volta entrato in Parlamento. La battaglia politica ruota attorno all'istruzione pubblica, che per Matteotti in questa fase rappresenta un tema estremamente importante. Intanto perché c'è diciamo anche un dato familiare: quando suo fratello Matteo muore, di fatto Matteotti stesso scrive al sindaco di Frattapolesine dicendo che la sua famiglia donava 50.000 lire dell'epoca al comune di Frattapolesine, ma per che cosa? Per costruire un fabbricato, e cito, adibito ad uso di scuola elementare, maschile e femminile e asilo infantile. Quindi la scuola al centro della visione politica di Matteotti all'inizio del Novecento. Ora, perché la scuola è centrale per Matteotti? Ma per una ragione molto semplice, perché se andiamo a vedere i dati che ci vengono offerti dal censimento del 1911, si dice che cosa? Che nella zona di Frattapolesine, nella provincia di Rovigo, l'analfabetismo sfiora il 52% della popolazione. Quindi, come dire, una battaglia politica che è generata da un'osservazione della realtà, del territorio, delle condizioni di vita. Ora, Matteotti poi diventa deputato, su questo ci torno dopo, ma voglio giusto citare un episodio che mi fa sempre sorridere. Diventa deputato dopo l'elezione del novembre del 1919, quando appunto è uno dei deputati, il secondo deputato più eletto del suo collegio elettorale di Ferrara Rovigo, e proprio durante un dibattito parlamentare sulla scuola va a polemizzare con quello che era il ministro dell'istruzione del quinto ed ultimo governo Giolitti, e cioè Benedetto Croce,
dove insomma da neodeputato non si fa problema appunto a polemizzare con Croce, perché lo critica in quanto incapace di mettere a bilancio quelle spese necessarie che avrebbero abbattuto che cosa? Il superamento delle scuole ad orario sdoppiato e quindi ampliare gli spazi scolastici, ed è una polemica che si può facilmente ricostruire. E c'è una citazione che voglio dire, voglio portarvela, la frase che dice a Croce Matteotti: io mi meraviglio come questa somma non si possa trovare quando si tratta dell'istruzione elementare, e cioè della cosa più elementare che ci sia. Le parole di Matteotti, diciamo l'ironia di Matteotti, che era solito utilizzare anche nel dibattito parlamentare, sono sempre quanto mai ficcanti, sempre quanto mai interessanti da osservare. Ora, assolutamente, ma in questo caso Croce, ma poi altre figure, ecco. Ora, ci sarebbe da dire molto, perché ovviamente come è già stato detto poco fa, con lo scoppio della guerra la posizione politica di Matteotti si fa probabilmente ancora più intransigente, e quindi in qualche modo si incrina anche per certi versi il rapporto che aveva anche con l'area di Turati e di Anna Kulishov. E si incrina però anche perché è nello stesso territorio del Polesine che si verificano delle rotture, in quanto un'altra figura cruciale del movimento, diciamo, del riformismo socialista, cioè Ivanoe Bonomi, che Matteotti aveva aiutato ad entrare in Parlamento nel 1909, fa una scelta diversa rispetto a Turati, e cioè di fatto esce dal Partito Socialista anche a causa della guerra di Libia, e Matteotti in qualche modo si trova di fronte ad una scelta: seguire o meno Bonomi, restare o meno nella vecchia casa del PSI. Decide di restare, e però radicalizza, se vogliamo, sfrutta prima la guerra di Libia, ma poi lo scoppio della prima guerra mondiale per rendere ancora, se vogliamo, più radicale la sua visione riformista, il suo riformismo. Infatti è difficile, come dire, farlo rientrare tout court nella concezione di un riformismo, è ovviamente una definizione sbagliata, ma tra virgolette al ribasso. L'approccio di Matteotti è di un riformismo appunto intransigente, ma talvolta anche parla di potremmo dire, un riformismo rivoluzionario. Voglio citare, per farvi capire tutta questa riflessione che Matteotti sviluppa su molteplici giornali, sulla lotta, ma anche sulla stessa critica sociale, insomma. È un dibattito continuo quello a cui Matteotti partecipa, proprio citando alcune parole di Matteotti di un articolo che esce nel febbraio del 1915, insomma siamo a poche settimane dall'ingresso italiano nella prima guerra mondiale, e Matteotti dice, quando incomincia a palesarsi l'opzione anche di uno sciopero rivoluzionario, e dice: a coloro che gli chiedono se opporsi con tutte le armi possibili all'intervento poteva anche dire un'agitazione rivoluzionaria, Matteotti risponde così, e lo cito: da buon riformista io non ho mai negato la possibilità e necessità rivoluzionarie, non già quelle che dovrebbero di punto in bianco sostituire il mondo socialista al mondo capitalista o il mondo dei buoni a quello dei cattivi, ma quelle certamente che ci fanno evitare un maggior male e che mirano a sbarazzare il terreno del progresso socialista da alcuni particolari ostacoli, da alcune particolari croste che resistono sebbene al di qua o al di sotto si sia formata una forza opposta e occorre lo scoppio della violenza. Quindi è una critica fortissima che Matteotti sta facendo all'atteggiamento della maggioranza del suo partito, cioè il PSI e quindi i massimalisti e quindi dell'area di Costantino Lazzari, ma anche di fatto a Filippo Turati in qualche modo. C'è una critica nei confronti dell'atteggiamento turatiano, insomma, e poi mi viene quello che già si diceva prima, insomma, su Turati, sul Grappa, e qui si collega perfettamente questa riflessione che Matteotti fa. Ora, quando si verifica il salto da politico locale, perché di questo ancora stiamo parlando, a politico nazionale? Ovviamente è la guerra il momento di trasformazione di Matteotti in politico nazionale. Non rientro non ritocco le cose molto interessanti che sono già state dette poco fa, però dico soltanto una battuta, voglio soltanto citare una battuta, e cioè, ed è un ricordo che Matteotti fa proprio alla moglie Velia Titta, conferma di quanto sia importante questa fonte.
Gli scrive nel luglio del 1916: nella breve ora che sono rimasto in caserma, appunto pochi giorni dopo che è stato arruolato, soldati che mi conoscono mi hanno circondato affettuosamente, riempiendomi anche di istruzioni e di raccomandazioni. Ora, al di là c'è l'evidente intento di voler tranquillizzare la moglie, no? Sul fatto che è stato arruolato, ma fondamentalmente va tutto bene. E però, insomma, in qualche modo a me sembra che già da queste parole ci fanno capire come Matteotti venisse percepito anche dalle persone che gli stavano attorno come un esponente politico, come una figura nota, un esponente politico nazionale per il momento ancora in pectore. Matteotti si candida, è candidato nel collegio di Rovigo e Ferrara in occasione delle elezioni politiche del 16 novembre del 1919 e da esordiente prende quasi 100.000 voti, 99.609 voti, ed è il secondo dei 6 parlamentari socialisti eletti dal collegio di Ferrara e di Rovigo. Ora, il collegio di Ferrara e Rovigo eleggeva 8 deputati in totale, 6 sono socialisti e capiamo che anche a Ferrara e Rovigo si verifica uno shock elettorale. Nell'elezione del novembre 1919 sono i partiti di massa che si affermano, il PSI, il Partito Popolare, e i liberali si trovano così in minoranza. Matteotti non è però perché ottiene questo risultato così importante in termini personali? Perché non è soltanto un esponente politico, ma è anche di fatto si è molto avvicinato al movimento sindacale e in qualche modo si sta avvicinando anche alla confederazione sindacale sempre del Ferrarese, quindi in qualche modo spazia tra i due mondi, tra sindacato e appunto politica. E però una volta che fa il suo ingresso Matteotti in una fase estremamente complicata per la storia del nostro paese, non rievochiamo le definizioni di biennio rosso, di guerra civile, lasciamo perdere, però parliamo di turbolenze quanto mai profonde, quanto mai aspre, che appunto investono l'Italia tra il 19 e il 20 e poi ancora nel 21, ebbene non porta in Parlamento soltanto le istanze che provengono dal Polesine, no, ma non si limita a questo, non è un politico nazionale che perde contatto col territorio, tutt'altro, continua anche ad operare nel territorio, continua ancora ad operare nella provincia di Rovigo e anche in quella di Ferrara, per esempio è in prima linea sul rinnovo dei patti agrari. E di fatto questo è un tema che lo espone alle critiche fortissime e a quello che già si diceva prima, cioè sostanzialmente lo espone alle possibili vendette del mondo agrario ferrarese. Ora, Matteotti, infatti, se la prendiamo da questo punto di vista e se andiamo a constatare un aspetto, cioè che già nel novembre, nella seconda metà del 1900, negli ultimi mesi del 1920 a Ferrara, un po' come nel resto d'Italia peraltro, esplodono le violenze da parte delle camicie nere, Matteotti diventa il bersaglio perfetto delle camicie nere che operavano nella provincia di Ferrara anche su indicazione sulla spinta degli agrari, dei proprietari terrieri. Ora, da questo punto di vista, da questo momento, cioè dalla fine del 1920, potremmo constatare un'evoluzione nell'approccio politico di Matteotti, cioè non più fine ultimo, non più società socialista, quanto più è difesa delle istituzioni democratiche di fronte alla possibile, probabile marea nera che incomincia a montare. Poi su questi temi non entro moltissimo, però mi interessa ricordare un aspetto, e cioè che proprio perché Matteotti di fatto diventa il bersaglio perfetto delle camicie nere nell'area di Ferrara, nell'area di Rovigo, è già colpito da una violenza, lui stesso finisce nel mirino appunto degli agrari e degli squadristi, tant'è vero che già nel gennaio del 1921 di fatto viene colpito da una prima aggressione, poi ne sarebbe seguita un'altra molto più violenta e più drammatica che poi lui avrebbe smentito, ma comunque nel marzo, pochi mesi dopo, nel marzo del 1921, e a seguito della seconda aggressione viene di fatto bandito dal suo collegio elettorale. E la storia di Matteotti quindi ci spiega anche il modus operandi del fascismo a livello locale. Però Matteotti, proprio perché in qualche modo dalla prospettiva del Polesine osserva l'avvento, può constatare l'avvento della marea nera,
E non è un caso che viene indicato da neodeputato come, o comunque da deputato alle prime armi rispetto a parlamentari socialisti che sedevano alla Camera da tempo più lungo. Ebbene, Matteotti è indicato dal suo partito appunto per fare che cosa? Per esporre la mozione socialista contro ogni forma di violenza, che è del 31 gennaio del 1921, che è uno dei discorsi più importanti che Matteotti fa in Parlamento, e ovviamente non mi soffermo su tutto il discorso, ma quello che mi preme sottolineare è che in questa occasione Matteotti dà vita ad un'operazione di fact-checking, per dirla in termini estremamente moderni, con l'idea di smontare alcune fake news che circolavano sulla stampa moderata e anche sul Corriere della Sera, cioè che la violenza fascista in qualche modo fosse da addurre alla precedente violenza del movimento socialista e del movimento operaio. Matteotti lavora per smontare questa interpretazione e ovviamente viene contestato già durante il dibattito, e c'è una frase fortissima che voglio citarvi: alle contestazioni che gli vengono fatte, gli vengono promosse, ribatte in modo quanto mai netto, dicendo che cosa? Io non accuso, racconto. Ma cosa emerge veramente velocemente dalla ricostruzione che Matteotti fa? E cioè, e lo cito, che all'inizio del 1921 in Italia esisteva un'organizzazione pubblicamente riconosciuta e nota nei suoi aderenti, nei suoi capi, nella sua composizione, di bande armate, le quali dichiarano apertamente che si prefiggono atti di violenza, atti di rappresaglia, minacce, incendi, e li eseguono non appena avvenga o si pretesi che avvenga alcun fatto commesso dai lavoratori a danno dei padroni o della classe borghese. È una perfetta organizzazione della giustizia privata. Ciò è incontrovertibile. Un'operazione appunto di descrizione quanto mai cruda di quello che stava avvenendo nel paese, che ci dice molto, a mio avviso, anche dell'atteggiamento dello Stato nei confronti della violenza squadrista, che incomincia ad essere sempre più protagonista. Ora resta un ultimo punto che voglio ancora toccare, Carlo, giusto 2 minuti, che dicevo, con cui ho aperto di fatto la mia relazione, e cioè il rapporto di Matteotti col Partito Comunista d'Italia, perché è un tema a mio avviso cruciale. E Matteotti, ovviamente, quando il Partito Comunista d'Italia di fatto è in procinto di essere costituito nel gennaio del 1921, è quanto mai contrario a questo progetto politico, perché appunto in un momento in cui sta montando la reazione, la controrivoluzione preventiva, appunto, scindere le classi lavoratrici per Matteotti è una responsabilità significativa, è sostanzialmente un errore. Ed è un errore che fa sia per l'atteggiamento che il movimento operaio avrebbe dovuto tenere di fronte alla nascente violenza fascista, ma anche sulla base della lettura che Matteotti faceva della via attraverso cui giungere al movimento socialista. Cioè, tra socialisti e comunisti c'era una visione diversa da questo punto di vista. Un conto era appunto l'approccio di Gramsci e poi dello stesso Partito Comunista d'Italia, invece Matteotti sosteneva che il partito, in qualche modo, il Partito Socialista e al socialismo si sarebbe arrivati non tramite i soviet, per intendersi, ma tramite appunto un'organizzazione economica che partisse dal basso, e quindi una centralità anche degli enti locali. Altra ragione che non ho tempo di approfondire, che lo spingeva appunto che lo spinse ad intervenire appunto nel consorzio dei comuni socialisti, di cui diventò uno dei volti più riconosciuti e riconoscibili. Ora, lo stesso atteggiamento che Matteotti avrebbe avuto di fronte al Partito Comunista lo potremmo vedere anche se osservassimo, per esempio, l'atteggiamento di Matteotti di fronte alle elezioni politiche del 6 aprile 1924, quando alla proposta del Partito Comunista d'Italia di promuovere le liste comuni, Matteotti fondamentalmente questo proposito lo rispedisce al mittente. Sto concludendo il mio intervento e ovviamente non posso che concluderlo con l'epilogo, ovviamente poi lascio spazio, Giovanni Scirocco parlerà dell'ultimo discorso e così ovviamente non lo toccherò io, però a mio avviso tutti questi episodi di visione radicale della politica, di un socialismo che è sì riformista ma che non esclude una rottura rivoluzionaria, un antimilitarismo così spiccato e marcato che di fatto pone Matteotti e Mussolini su 2 binari distanti fin dal 1914,
sono le ragioni politiche che poi, se vogliamo, stanno anche dietro al delitto Matteotti, al netto appunto diciamo così, di quello che ci ha spiegato Mauro Canali, e cioè dell'importanza della capacità di Matteotti di smascherare l'affarismo di regime. Giusto 2 battute di conclusione per provare a riassumere. Allora, a mio avviso ci sono 2 cose che voglio, le ultime veramente, e su questo concludo. Primo, il Matteotti politico nazionale si lega al Matteotti politico locale. Se non consideriamo il politico locale, fatichiamo a comprendere le battaglie che poi Matteotti muove una volta che arriva in Parlamento. E da questo punto di vista il tema della scuola è cruciale. Secondo, appunto, quello del Matteotti antifascista, e anche qui il legame tra dimensione locale e dimensione nazionale è fortissima. Le due dimensioni si tengono in maniera molto forte. Vi ringrazio. Ringraziamo Jacopo Perazzoli per questo quadro assolutamente esaustivo che ci permette, come dire, di leggere tutta la vicenda di Matteotti unitariamente. Tante cose ci sarebbero da dire, ma non le dico. Passo subito la parola a Giovanni Sciro. Si sente? Sai che no? Ecco qua, grazie. Grazie anche da parte mia, Carlo, all'Istituto Gramsci Siciliano per questo invito, per 2 motivi. Uno, appunto, perché mi consente di parlare di questa grande figura che è stata quella di Giacomo Matteotti. E l'altra, permettetemi un accenno personale, perché mi consente di tornare alla terra di mio padre, che come avrete capito dal cognome, nonostante il mio accento, non è né Milano né Bergamo, ma è appunto la Sicilia, anche se mio padre era della provincia Babba, come voi la chiamate, cioè di Messina, Giosamaria, provincia. Non c'è più questa cosa, la provincia Babba. Siamo tutti babbi, appunto, va bene, però va bene. Sapevo non dovevo toccare questo tasto. Io vi parlerò dell'ultimo discorso di Giacomo Matteotti per un motivo di ordine generale, perché secondo me, al di là del fatto che sia stato o non stato la causa del suo omicidio, che tutto sommato nonostante appunto le continue discussioni che si fanno su questo tema, non mi pare il punto più importante del percorso e della vita di Giacomo Matteotti, ma perché questo discorso è particolare per 2 motivi. Un po' perché rappresenta la sintesi di molti degli elementi che sono stati già enunciati, e poi è una cosa che noi storici tentiamo a dire spesso, no? per giustificare forse il nostro lavoro, no? Degli elementi di straordinaria attualità. Purtroppo, perché ne farei volentieri a meno, questo discorso contiene degli elementi di straordinaria attualità. Avrei fatto volentieri a meno di dirlo, ma che 100 anni dopo una certa retorica, un certo linguaggio aggressivo di una certa destra si ripresenti ancora impunemente, e sarebbe bene che gli esponenti della sinistra italiana, eccetera, eccetera, lo studiassero questo discorso, lo conoscessero, anche per replicare a tono appunto a questa retorica sempre eterna, no? Perché di una certa destra, non casualmente, perché le radici quelle sono, e quindi
Gli ultimi mesi della vita di Giacomo Matteotti furono particolarmente intensi e travagliati. Oltre alla campagna elettorale per le elezioni politiche, appunto del 6 aprile 1924, dovette affrontare una pesante crisi personale di sfiducia nei confronti del proprio partito, il Partito Socialista Unitario, di cui era segretario della fondazione, avvenuta nell'ottobre 1922, pochi giorni prima della marcia su Roma. I motivi della crisi sono evidenziati in una lettera a Turati del 19 marzo 1924, in cui sottolineava non solo la mancanza di progettualità del partito, ma soprattutto l'inazione del suo gruppo dirigente, di fronte alla quale non poteva che trarre delle amare conclusioni. Scriveva Matteotti Turati: in tali condizioni io non posso continuare a fare il segretario del partito. Dirigere un esercito che continua a scappare è ridicolo. Ognuno fa quello che vuole, cioè non fa nulla. Mai ne ho avuto la sensazione così esatta e così universale come in questo periodo di tempo. Siamo in piena campagna elettorale, una campagna elettorale costellata di continue violenze, come sappiamo e come Matteotti denuncerà appunto in Parlamento. E però, nonostante questo sfogo, Matteotti non intendeva affatto rinunciare alla lotta contro il fascismo, anzi, in una lettera allo stesso Turati, senza data ma scritta poco prima delle elezioni, dopo aver affermato che il loro esito avrebbe dato la misura della violenza e del terrore, auspicava un atteggiamento diverso nei confronti della dittatura fascista, nella convinzione che il fascismo, per la sua stessa essenza ed origine, non avrebbe mai restituito spontaneamente al Paese un clima di legalità e di libertà. Era quindi necessaria una resistenza più attiva a quello che definiva il regime dell'arbitrio e concludeva: quindi non cedere su nessun punto, non abbandonare nessuna posizione senza le più recise, le più alte proteste. Un atteggiamento ribadito dopo l'esito delle elezioni che vide il PSU ottenere, sia pure appunto in un clima di sopraffazione e violenze, 24 seggi. Matteotti risultò eletto sia nel Veneto che nel Lazio e così scriveva il 10 maggio a uno dei suoi maestri, Luigi Lucchini, che vedendo la situazione in cui si trovava Matteotti e temendo ovviamente per la sua vita, lo invitava a riprendere gli studi universitari, gli studi giuridici, visto che era destinato ad una brillante carriera accademica. E così gli risponde Matteotti: purtroppo non vedo prossimo il tempo nel quale ritornerò tranquillo agli studi abbandonati. Non solo la convinzione, ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso per rivendicare quelli che sono, secondo me, i presupposti di qualsiasi nazione e civiltà moderna. Lo scrive esattamente un mese prima del suo omicidio. All'apertura della nuova Camera, la maggioranza fascista indicava come presidente della stessa il giurista Alfredo Rocco, notissimo giurista, poi sarà dopo un anno, diventerà ministro della giustizia, a lui si deve il codice Rocco, poi diventerà rettore della Sapienza. Che viene ricordato tuttora come un grande giurista, cosa che indubbiamente io non ho la competenza per discutere questo. All'uscita, nel pomeriggio del 22 maggio, Rocco viene ricevuto da Mussolini e all'uscita dal colloquio è Rocco stesso, l'esimio giurista, che rilascia una dichiarazione al Popolo d'Italia in cui illustrava la concezione del ruolo che si apprestava a ricoprire. Il Presidente della Camera deve soprattutto prevenire qualsiasi incidente. Non è lecito a lui, come è successo talvolta in passato, lasciare passare sotto silenzio parole gravi all'indirizzo del governo e magari accuse che esautoravano addirittura il gabinetto. Un governo degno di questo nome deve soprattutto essere rispettato e temuto e non può né deve lasciarsi comunque offendere. Con i criteri che intende adottare l'onorevole Mussolini, la nuova Camera funzionerà bene, senza dubbio. Essa non sarà più palestra per esercitazioni demagogiche e di vuote logomachie, ma dovrà diventare una cosa seria. Come intendesse la serietà, Rocco lo mise subito in atto. Nella riunione del 29 maggio non concesse infatti di commemorare Antonio Piccinini,
socialista massimalista, segretario della Federazione di Reggio Emilia, candidato alle elezioni politiche, ucciso dai fascisti il 28 febbraio. E nella stessa giornata la Giunta delle elezioni, formata da 23 componenti su 30 della maggioranza, approvò una relazione di convalida in blocco degli eletti della medesima. Questo evidentemente impediva la discussione sui singoli casi che invece l'opposizione pensava di poter fare. E si alzò per primo l'amendogliano Enrico Presutti, docente di diritto costituzionale all'Università dei Napoli, che nel 1931 fu uno dei pochi che rifiutarono di prestare giuramento al fascismo, che pose prima una serie di questioni procedurali chiedendo la sospensione, richiesta respinta, e si aprì quindi la discussione nel merito. E a quel punto si alza a parlare Giacomo Matteotti. Come scrisse Filippo Turati alla sua compagna Anna Kulishov, i due, quando Turati era a Roma e Anna era a Milano, avevano una fittissima corrispondenza che, come forse ci dirà Claudia, per l'Aventino è forse tuttora la fonte principale, insomma. Anche grazie al fatto che le poste funzionavano leggermente meglio di oggi, perché Turati partiva per imbucare alle 20:30 e alle 12 del giorno dopo la Kulishov leggeva, ecco, e quindi alle 19:15 dello stesso giorno scrive relazionando ad Anna, relazionando su quanto era accaduto, e scrive così: era il mio grande patema che la discussione sulle elezioni ci trovasse tutti impreparati, cogliendoci all'improvviso. Così fu infatti, ma Matteotti seppe improvvisare. In realtà si dice talvolta che Matteotti non fosse un grande oratore, nessuno l'ha mai sentito perché non c'erano gli strumenti, e questo discorso è il discorso di un grandissimo avvocato. Non improvvisava perché lui aveva già pubblicato Un anno di dominazione fascista, aveva tutti i dati e si apprestava a, come dire, a fare l'aggiornamento che fu pubblicato poi postumo 1 anno e mezzo. Matteotti seppe improvvisare, continua Turati, e tener duro con tutta la vigoria della sua volontà e della sua invidiabile giovinezza, 39 anni. E le cose essenziali riesce a dirle, malgrado un baccano infernale, che solo verso la fine si quetò per un ordine diramato dal capobanda. Lui da questo punto in poi non nomina mai Mussolini per nome, lo chiama sempre il capobanda. Come scrisse lo stesso Matteotti sulla giustizia del 4 giugno, dal resoconto stenografico della seduta, che potete ancora leggere oggi online, il testo del suo discorso occupava 4 pagine. E cioè un discorso, è sempre Matteotti che scrive, che normalmente si pronuncia in 20-25 minuti. Se è durato 1 ora e mezzo, tutta la giunta è dunque dovuta alle interruzioni fasciste della maggioranza. E poiché nessuna parola del discorso esce fuori dal tema elettorale, è dimostrato alla luce meridiana che tutto il tumulto dipese dalla setarietà e dall'intolleranza della maggioranza e dall'incapacità del Presidente. Di questo discorso, di cui abbiamo testimonianza oltre che negli atti parlamentari e nei giornali dell'epoca, nelle memorie di alcuni dei presenti, visto che siamo ospiti dell'Istituto Gramsci, mi permetto di citare la testimonianza rilasciata in tarda età, quindi appresa però, da Giorgio Amendola, il figlio di Giovanni Amendola, che in un convegno ad Urbino nel 79, quindi poco tempo prima di morire, così ricordò: avevo 17-18 anni e a scuola non vi andavo. Stavo sempre alla Camera, sentivo i discorsi dell'opposizione, cui suo padre era uno dei leader, e ammirare il loro coraggio. Ricordo come parlò Matteotti, malgrado un bombardamento continuo di ingiurie e di insulti, e ricordo anche di aver colto ad un certo punto uno scatto di Mussolini rivolto a un suo vicino, come a dirgli: basta, mi ha rotto i coglioni, bisogna fare qualcosa. E infatti Matteotti fu continuamente interrotto. Il film di Florestano Vancini inizia proprio così, è abbastanza fedele, insomma. Interrotto da esponenti di spicco del fascismo e della maggioranza, come ve ne cito solo alcuni, sono molti di più. Roberto Farinacci, il nazionalista Maurizio Maraviglia, Paolo Greco, un nome interessante perché poi nella prima e seconda legislatura repubblicana sarebbe di nuovo stato deputato monarchico, Giuseppe Bastianini, Attilio Teruzzi, Giacomo Suardo, bergamasco, poi presidente del Senato, e la figura tragica di Aldo Finzi. Aldo Finzi allora era sottosegretario all'interno,
fu coinvolto nelle indagini per l'assassinio di Matteotti, fu costretto a dimettersi il 17 giugno, come quasi tutti, perché Mussolini naturalmente li fece dimettere per salvare se stesso e poi recuperandoli uno a uno, quasi tutti, Finzi non fu recuperato, fu dato poi la presidenza di un ente, non mi ricordo quale, e poi alla fine degli anni 30, anche a causa delle leggi razziali, perché dal cognome era ebreo, cominciò a frequentare ambienti dell'antifascismo romano, fu arrestato ed è uno dei 335 martiri delle Fosse Ardeatine, perché la storia d'Italia è fatta anche da vicende come questa. Tornando a Matteotti denunciò attraverso la nuda e cruda esposizione dei fatti il clima di violenza in cui si era svolta la campagna elettorale, anche con la partecipazione della milizia fascista istituita l'anno prima, e una serie di irregolarità avvenute durante il voto. Per esempio, in molti seggi i rappresentanti di lista erano solo fascisti o del listone nazionale, ribadendo quindi la richiesta di rinvio della convalida delle elezioni. Nel proprio resoconto la Stampa descrive anche un passaggio riprodotto solo parzialmente, non so per quale motivo, dagli atti parlamentari, che vale la pena di riportare per i motivi che capirete a proposito della retorica sempre eterna di una certa destra. Non so perché, è Matteotti che parla rivolto ai fascisti, vi scalmagnate tanto dal momento che nessuno di voi, a cominciare dal Presidente del Consiglio, attribuisce molta importanza alle elezioni al Parlamento. L'onorevole Mussolini più volte e del resto tutti i candidati fascisti nei vari comizi hanno affermato che il governo avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se le elezioni non fossero state favorevoli. Parentesi, la Stampa scrive, resocontista, l'onorevole Mussolini con la testa farà applicati segni affermativi. I deputati fascisti applaudono calorosamente il Presidente del Consiglio. Cessato l'applauso, l'onorevole Matteotti riprende. Questo applauso è la dimostrazione esatta del mio ragionamento. Voi, deputati della maggioranza, in questo momento confessate che nessun elettore italiano si è trovato libero di fronte alle urne. L'elettore sapeva che se avesse votato contro il suo voto sarebbe stato annullato. E a questo punto si interrompe, questo non c'è negli atti parlamentari, risponde la Stampa riporta Cuttini, in realtà si chiamava Cuccini, era un deputato fascista, è socialista, sindacalista, rivoluzionario, interventista, che gli dice: non parlare tu che non sei italiano. E Matteotti replica: per ora siamo tutti italiani. E Maraviglia e Farinacci: no, lei non è italiano. Quando non sanno che cosa replicare, si è anti-italiani in questo paese. Ora, 2024, l'hanno detto un sacco di volte, come se gli interessi della nazione fossero competenza esclusiva della loro parte politica. È esattamente la stessa retorica, esattamente, fateci caso. No, voi non siete italiani, siete anti-italiani. Anche in questa occasione Rocco non mancò di mostrarsi come presidente di parte, invitando il deputato socialista a non provocare incidenti e giungendo, dopo le vibrate proteste di Matteotti, che a un certo punto dicono va bene, adesso allora la pianto qua, addirittura a togliere la parola per poi restituirgliela per continuare il suo discorso, ma prudentemente. Consiglio che naturalmente Matteotti respinse e disse: no, io non parlo né prudentemente né imprudentemente, ma parlo solo parlamentarmente, il valore del Parlamento che è l'altra, poi ci torniamo. E concluse così il proprio intervento. Sono 10 righe straordinarie che mi permetto di leggerne e che tutte le volte che leggo mi emoziono. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governata con la forza, ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro,
Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza. La seduta non finisce qua, poi si interviene Francesco Giunta, il RAS di Trieste, tanto adorato dall'onorevole Menia, attuale deputato di Fratelli d'Italia, che non perde occasione di ricordare che il suo maestro politico è questo signore che si permette poi di minacciare, ne dice di tutti i colori, insomma, ve lo risparmio. E naturalmente in questo clima la proposta di rinvio degli atti alla Giunta delle elezioni fu respinta. La seduta del 30 maggio ebbe un'ampia eco sulla stampa, negli stessi ambienti socialisti, e Turati così scrive alla Kulishov: non mancano fra noi cacadubbi che trovano che si è fatto male, perché il discorso di Matteotti è così duro anche perché temeva che una parte del suo partito cedesse alle profferte di Mussolini, che il discorso di Matteotti era inopportuno, che se ne doveva parlare non oggi, e invece si è fatto benissimo a cogliere la palla al balzo. Ogni dilazione era una viltà. Altri volevano creare l'irreparabile insistendo perché dessimo tutte le dimissioni. Puoi immaginare se mi sono opposto. E a che la Kulisch gli risponde subito: Matteotti con coraggio e sangue freddo ammirabili servì da scintilla, ciò che avrà probabilmente anche qualche eco all'estero. Il frastuono infernale e i pugilati suscitano un profondo disgusto e mortificano anche alla sola lettura dei fattacci, ma è meglio ancora la bufera anziché la tranquillità delle acque putride stagnanti. Ma soprattutto il discorso del 30 maggio accelerò ulteriormente i tempi dell'operazione, quasi sicuramente decisa da tempo, non entro in tutta questa vexata questione, se volete poi ne parliamo, volta a eliminare dalla scena politica Matteotti. La rabbia fascista nei suoi confronti, peraltro maturata nel corso degli anni a partire dalla sua inflessibile opposizione alla guerra, Matteotti era un uomo odiato da anni, per due motivi. Uno è la sua appunto inflessibile opposizione alla guerra, ma soprattutto, come pure un'altra vittima del fascismo, Giuseppe Di Vagno, era ritenuto un traditore della propria classe. Certo. Questo è il problema. Quello che non perdonavano gli agrari, è che il loro capolega, il loro contadino diventasse il sindaco del loro paese. Questo non gli perdonava, e ancora meno perdonava che quelli che sostenessero le lotte dei contadini e degli agrari fossero esponenti della propria classe. Questo che non gli perdonava Matteotti a Di Vagno, che uccidono prima di Matteotti. La stessa sera Cesare Rossi, che era allora capo ufficio stampa di Mussolini, dirama una circolare ai giornali governativi, una velina, nel quale dice che cosa bisogna fare. Sarà perciò opportuno e veramente patriottico che il vostro giornale, sia nella cronaca degli avvenimenti che nella nota di commento, sveli con energia e severità di giudizio le responsabilità che obiettivamente ricadono sui tracotanti leader dell'opposizione. Almeno lui gli doveva mandare la velina. Leggendo certi giornali non c'è, perché la cupidigia di servilismo, per citare Vittorio Emanuele Orlando, in questo paese emerge sempre di grande attualità, no? Non c'hanno bisogno neppure le veline. E il giorno dopo il Popolo d'Italia pubblicava un violentissimo attacco contro Matteotti, dove nella nuova Camera il milionario speculatore di socialismo si è dato la funzione di agente di provocatore, Matteotti. E alla giustizia, organo del partito di Matteotti, non restava che prendere amaramente atto che all'opposizione era quindi vietato discutere i metodi adottati per fare le elezioni. Discutere della materia è una provocazione, è un oltraggio al popolo italiano. Siamo dunque alle solite: la normalizzazione e la resa a discrezione dell'opposizione, è il silenzio, è l'accettazione dell'esclusione dei cittadini non fascisti da ogni diritto e tutela di legge, dai diritti politici alla sicurezza personale. L'unica opposizione buona è quella che sta zitta. 1924, fate voi i debiti paragoni. Nonostante il clima sempre più intimidatorio, Matteotti intervenne brevemente anche il 4 giugno durante il dibattito sul discorso della Corona, ma è proprio uno scambio di battute con Mussolini. E il giorno seguente il Popolo d'Italia, in un articolo dal titolo Impudenza,
Definiva quindi Matteotti ancora agente provocatore a servizio del gruppo delle opposizioni parlamentari, non era a servizio, era l'opposizione parlamentare. Un agente provocatore che viceversa continuava a difendere le prerogative del Parlamento. Anche qui, visto che siamo in epoca di tentativo di approvazione della legge sul premierato, ascoltate che cosa risponde Matteotti. La maggioranza sembra poco disposta a consentirlo. Organi estranei all'Assemblea aggiungono minacce all'opposizione che esercita o rivendica il suo diritto. Il capo del governo parla di ultimo esperimento parlamentare che esso permette, come se la Costituzione fosse mutata e non più il Ministero uscisse o dipendesse dalla Camera, ma l'esistenza di un Parlamento fosse la concessione graziosa e condizionata dal governo. Gli italiani guardano esterrefatti a tale contrasto fondamentale, di cui la risoluzione sembra affidata all'arbitrio di un uomo o di un partito, che solo dispone di forze armate al proprio servizio. Vabbè, speriamo questo. Qui forse dobbiamo cambiare uomo o donna, ma non lo so, bisogna chiederlo, perché dipende dalle giornate, bisogna cambiarlo. Il 7 giugno Mussolini interviene alla Camera, fa una serie di blandizie e minacce, mi avvio alla conclusione. Molto interessante, leggetela, non lo dico, come Turati descrive a caldo l'intervento di Mussolini, ve lo risparmio. Turati che in questo periodo appoggia totalmente la linea di inflessibilità di Matteotti. Matteotti che proprio il giorno stesso del suo omicidio pubblica un articolo non firmato, ma sappiamo che è suo, in cui chiamava tutto il partito alla mobilitazione contro il fascismo. Anche questo, il Parlamento è ottima tribuna per la manifestazione di idee in contrasto con quelle della fazione dominante, ma sarebbe vano purtroppo attendere dall'attuale Parlamento più di tanto in questo momento. Se, come noi diciamo, il regime attuale è di dittatura, non è possibile attendere la salute dagli organi e dalle persone stesse della dittatura. Piuttosto i compagni, i lavoratori di tutta Italia raccolgono la parola e l'esempio dei compagni in Parlamento e insistano, intensificano l'opera nelle città e nelle campagne, chiamando intorno alla bandiera riconsacrata del socialismo, e prima o poi bisogna riconsacrarla, questa bandiera del socialismo, e insegnando la dignità della resistenza all'illegalismo. Il 12 giugno del 17, quando ormai si era diffusa la notizia della scomparsa di Matteotti, la Kulishov scriveva a Turati di aver avuto l'impressione, dopo gli ultimi discorsi di Mussolini, che si volesse preparare un nuovo fattaccio durante la discussione sul bilancio provvisorio, perché lui si apprestava. Matteotti è uno straordinario conoscitore per la sua esperienza di amministratore. Leggete questo libretto di questo docente di diritto tributario dell'Università di Bologna, Francesco Tundo, su il Matteotti e la riforma tributaria, che è molto leggibile, dove chiarisce tutti i suoi atteggiamenti. Naturalmente Matteotti era a favore di un'imposta progressiva. Sembra che adesso sia difficile da capire. Imposte progressive, a un certo punto ha proposto addirittura una tassa di scopo per la scuola, per l'appunto, che è un tema a cui teneva moltissimo. E quando siamo abituati, sempre alla Kulishov, e per quanto siamo abituati a qualunque delle peggiori delle ipotesi, a certi atti però di medioevo, ho chiuso, non si pensa se non quando accadono. In ogni caso, la moglie veglia dice che mio marito si allontanò di casa recando con sé un fascino importanti documenti che dovevano servirgli a pronunciare un discorso polemico nella discussione sul bilancio. Naturalmente la borsa non fu mai trovata, è una delle tante borse scomparse della storia d'Italia. E in ogni caso, qualunque fosse il movente, come scrisse Piero Gobetti, sempre in quel bel profilo di Matteotti, in 2 puntate, nulla di fortuito dunque nel suo assassinio. Col cinismo della guerra civile si è voluto eliminare il capo di uno Stato Maggiore. Era il capo, ha ragione Gobetti, era il capo di uno Stato Maggiore, forse senza più truppe, ma lo era. Il fascismo sapeva ammazzare o eliminare i suoi seguaci, e i suoi oppositori, non andava a caso, se facciamo tutto l'elenco ha eliminato un'intera classe dirigente. Era quindi nel torto Pietro Nenni quando nel 1954, Figurelli l'ha giustamente sottolineato, in un clima culturale ancora influenzato dal frontismo nella sua accezione deteriore, scrisse che lo spirito di intransigenza assoluta di Matteotti nei confronti del fascismo
nasceva da una disperazione inconciliabile col compito di organizzare l'azione delle masse, che riecheggia un po' il pellegrino del nulla di Gramsci, su cui bisognerebbe forse inquadrare questa espressione, che è del 24, forse nel 26 non l'avrebbe più detto, sicuramente nei quaderni del carcere non l'avrebbe più scritto. Tanto più che già 30 anni prima, e qui chiudo veramente, in una lettera senza data, ma quasi certamente nel 1925, Carlo Rosselli così aveva scritto a Nenni, delineando con esattezza il significato storico e politico dell'opera di Matteotti. È Carlo Rosselli che scrive: «Badiamo bene di non fare anche noi della retorica su Matteotti. Matteotti non voleva e non cercava la morte, quindi non è il martire. Volle e cercò la lotta, volle e cercò i posti di responsabilità nelle ore più dure. Seppe vincere tutti i giorni e perdere tutti i giorni la sua piccola battaglia. Io ammiro in lui la fede di tutte le ore, la tenacia, la costanza, l'ottimismo contagioso, il volontarismo sfrenato. Il resto è leggenda per il popolino. Il resto vale poco, vale niente, anzi, in quest'ora. 12 anni dopo, Carlo Rosselli e suo fratello Nello vennero anche loro trucidati dalla stessa mano fascista che aveva assassinato Giacomo Matteotti. Ringrazio Giovan Scirocco per l'esposizione assolutamente chiara e per aver ricordato i termini, diciamo, chiarissimi sin dall'inizio del tipo di idea di comunità nazionale che è del tutto escludente che aveva il fascismo. Passo subito la parola, perché forse siamo un po' in ritardo con la tabella di marcia, a Claudia Baldoli. Ascolta, tieni. Grazie. Perfetto, grazie. E grazie per l'invito all'Istituto Gramsci, anche perché mi permette di collegare la vicenda Matteotti a quella dell'Aventino, su cui ho lavorato negli ultimi anni, e Aventino, che secessione che nasce a causa dell'omicidio Matteotti, e forse sarebbe successa comunque, ma insomma si verifica in seguito all'omicidio di Matteotti, e ci sono però vari momenti che anticipano l'Aventino, ecco, anche da parte di Matteotti, ecco, quindi volevo fare qualche collegamento fra la vicenda di Matteotti, appunto arrivando al 24, intorno al 23-24, e poi la secessione. Durante il periodo della secessione Turati amava raccontare una storia che riguardava il Partito Socialista Unitario, e in particolare una riunione in cui non si arrivava alla conclusione e tutti continuavano a litigare, iniziavano a proporre di interrompere, di riprenderla in seguito, e a quel punto Matteotti prende le chiavi della stanza e dice, se le mette in tasca e dice che nessuno uscirà di qua finché non si arriva a una decisione. Turati poi ricorda che Matteotti si comportò più o meno nello stesso modo dopo le elezioni del 24, quando riunisce, in questo caso non i compagni del partito, ma tutti i deputati delle opposizioni in una saletta di Montecitorio perché si costituisse un comitato delle opposizioni. Qui sarà poi anche per esempio Mario Berlinguer, mendoliano, che in seguito scrisse, ecco, quello fu il primo comitato delle opposizioni, la soluzione integrale che noi, cioè gli aventiniani, adottammo dopo la sua morte e per la sua morte, egli l'aveva preparata in vita. Ecco, quindi altri momenti in cui Matteotti in un certo senso anticipa quella che poi fu una decisione in realtà immediata, spontanea,
quella degli aventiniani, cioè di rifiutarsi di continuare a partecipare alla vita di un Parlamento che ormai, qui volevo in seguito citare anche l'articolo di cui ha parlato Giovanni, no? Questo articolo che esce di Matteotti il 10 giugno mattina sulla giustizia, in cui appunto dice non serve più a niente stare in Parlamento, ecco. Quindi finché non fosse stato ristabilito il rispetto delle regole democratiche, i gruppi di opposizione non sarebbero più entrati sui banchi della Camera, ecco. Ci sono anche altri momenti in cui si anticipa questa decisione. Uno ha a che fare anche proprio con il discorso del 30 maggio di cui ha parlato adesso Giovanni, perché anche in quella seduta si prospetta l'idea di abbandonare la Camera, soprattutto dopo l'intervento di Giunta proprio, no? Giunta che si definisce lo squadrista in Parlamento, Giunta è quello che dice che si vanta di aver portato le armi dentro la Camera, no? E che lancia tutta una serie di insulti a alcuni membri dell'opposizione, anche dell'opposizione liberale, Bencivenga per esempio, Amendola, Lussu, si scagliano, si scontrano fisicamente, no, con i fascisti nell'emiciclo, e a quel punto, quando Giunta riprende la parola, socialisti, repubblicani e costituzionali, quindi una fetta dell'Aventino, una parte consistente di quello che sarà poi l'Aventino, se ne va dalla Camera, quindi anticipazione, no, di quello che succede dopo. Rimangono dentro i popolari invece in quell'occasione, e è Gronchi che fa un discorso in cui dice ci sentiamo qui dentro come deputati della minoranza dei tollerati, ecco. E la mattina seguente c'è un incontro dei deputati dell'opposizione che parlano di un'eventualità di abbandono della Camera, quindi questo succede prima dell'omicidio di Matteotti. Ecco, in quel frangente decidono di tornare in aula, ma è una questione che aleggia anche prima. Poi appunto c'è questo intervento di Matteotti sulla giustizia che appare il 10 giugno, in cui anche lui ritiene ormai vano aspettarsi che succeda qualcosa grazie alla partecipazione, no, delle opposizioni in Parlamento. Ecco, cosa significava essere alla Camera in quel momento? Perché poi ci si chiede, no, ma perché hanno votato certe leggi? Anche se guardiamo prima, no, al 23 la legge Acerbo, no? Ecco, i fascisti erano armati dentro, c'erano fascisti armati dentro la Camera, e questo spiega anche, no, quel clima di violenza, di paura, anche le tante assenze nel momento poi quando si va a votare la legge Acerbo, no? Ecco, cosa significava? A un certo punto, per esempio, ci sono i fascisti degli squadristi, in pratica in Parlamento, membri della milizia, che vanno a sedersi non nel posto in cui dovevano stare, ma vicino a alcuni deputati delle opposizioni, per minacciarli, per controllarli. Qui poi ci sono anche la satira, no? Ci sono vignette in cui si vede la seduta, le opposizioni alla Camera, con di fianco ai deputati dell'opposizione questi fascisti con i bastoni, con la bottiglietta di olio di ricino, no? Quindi era vera questa situazione. Modigliani per esempio chiede inutilmente che sia rispettata la consuetudine per cui i deputati rimanessero all'interno del proprio gruppo, ecco. E poi ci sono momenti, per esempio, quando a un certo punto i deputati fascisti vanno a sedersi di fianco ai repubblicani, i repubblicani abbandonano l'aula. I repubblicani sono pochi, no, in questo, però sono assolutamente agguerriti, sono fra i più agguerriti. Se leggiamo i resoconti, i dibattiti parlamentari, ecco, sono veramente pochi, ma molto, fanno un'opposizione veramente molto forte. E ecco,
È chiaro a questo punto che soprattutto dalle elezioni ad adesso l'obiettivo, Giovanni diceva, hanno distrutto un'intera classe dirigente, l'obiettivo del fascismo è distruggere proprio i partiti, una cosa che naturalmente continua da alcuni anni, però soprattutto ecco, tra le elezioni e l'inizio dell'Aventino, ecco, l'obiettivo è distruggere i partiti. Infatti è già durante le elezioni, la campagna elettorale del 24, che le opposizioni discutono, cioè le liste non fasciste o antifasciste discutono l'opportunità di astenersi alla campagna elettorale. E anche questa è un'anticipazione dell'Aventino, cioè astenersi, non partecipare. Ecco, dopo questa posizione non viene superata perché per primo il Partito Comunista d'Italia, ma in realtà anche i repubblicani, anche i popolari decidono di andare da soli. Matteotti è uno dei più convinti sostenitori, fino a quando appunto non è più possibile, dell'utilità che sarebbe stato rimanere tutti uniti e astenersi tutti dalla partecipazione elettorale. E dopo naturalmente quando iniziano gli altri a partecipare, Matteotti si butta naturalmente nella campagna elettorale anche lui, ecco, pur non aspettandosi nulla naturalmente dal risultato di quelle elezioni. E quindi quando inizia la secessione dell'Aventino, che poi il nome si legge sempre, no? Sono andati sull'Aventino, no? L'espressione nasce perché Turati quando commemora Matteotti il 27 giugno in una sala di Montecitorio davanti a tutti, tranne i comunisti che erano già usciti, tutti gli altri deputati delle opposizioni, dice: i soli eletti stanno sull'Aventino delle nostre coscienze. Parliamo qua da questa sala parlamentare perché non c'è più un Parlamento, ecco, quindi nasce da questa frase l'espressione, ecco. Ecco, Anna Kulishov, che prima Giovanni citava, anche molto importante appunto il carteggio per ricostruire il punto di vista di Turati e di Anna Kulishov in quel momento. Nel libro che citavi prima sull'Aventino abbiamo definito Anna Kulishov come l'anima invisibile dell'Aventino, perché è una storia veramente maschile. Ovviamente le donne non votavano, non erano in Parlamento, però dietro, non solo per il rapporto con Turati, ma proprio dietro tutte le discussioni di questi mesi c'è fondamentale Anna Kulishov. Ecco, Anna Kulishov è quella anche che pone la questione del cosa fare, perché in questo momento sappiamo che tra il 12, poi 13 giugno, quando si decide la secessione, e il 18 giugno anche i comunisti partecipano alle riunioni del Comitato delle Opposizioni, ecco, e poi pongono la questione dello sciopero generale e quindi che non viene accettata dalle altre opposizioni e abbandonano. Ecco, Anna Kulishov spiega, io qui non dico, cioè non voglio far collegamenti con Matteotti, perché non si può dire, io non lo so cosa avrebbe detto Matteotti in quel momento e ecco, non so se qualcuno ha qualche proposta, ma Anna Kulishov scrive a Turati che in realtà ha dubbi subito, appena iniziata la secessione: ma abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, ma quella era la nostra unica trincea, la Camera, adesso non ci siamo più, cambia idea 1000 volte, dubbi, pentimenti, eccetera. Ma tutti loro, perché poi la storia dell'Aventino è una storia di persone, non di partiti, e tutti loro hanno continuamente ripensamenti. Ecco, e lei scrive: non so rendermi conto come sul serio si possa sostenere la tesi dell'osare, che era quella proposta dai comunisti. Osare che cosa? Con quali forze? Il cordoglio e la pietà dell'opinione pubblica sono una forza nascente, un sintomo del principio e della fine, ma dobbiamo ammettere che sia il principio e non comprometterlo con un'azione precipitata e schiacciata nel sangue. L'osare sarebbe rendere un servizio incalcolabile a Mussolini, spaventando l'opinione pubblica e ricacciando nel dimenticatoio il truce misfatto. Ora come ora non è
che bene o male tenere in piedi il blocco delle opposizioni. Quindi lei incoraggia all'inizio, poi anche lei in seguito avrà ripensamenti, dubbi eccetera, perché naturalmente la situazione, ma poi sarà anche proprio di nuovo Giorgio Amendola, quindi certo figlio di Giovanni, che era uno dei capi dell'Aventino, però comunista, che poi dirà chiaramente come, ma lo scrive anche Gramsci già nel settembre del 24. Mussolini ha in mano i carabinieri, l'esercito, la polizia, cioè che cosa... cioè se c'era una possibilità di fare qualcosa non era nel 24, no? Era magari nel 22, però ormai ecco. E con naturalmente le leghe distrutte, i sindacati distrutti, cioè ecco, quali forze, come dice in quel momento Anna Kulishov. E quindi la scelta aventiniana è quella non violenta, di opporre la non violenza alla violenza e di agire su un terreno strettamente legalitario e appunto non pensavano che fosse possibile che attecchisse una rivolta, una ribellione all'interno della popolazione, ecco. Quello che succede in tutti i mesi per cui dura l'Aventino, diciamo già dal 25 inizia a sfaldarsi l'alleanza, e però la fine ufficiale è il 9 novembre del 26, quando vengono dichiarati decaduti tutti i deputati dell'opposizione. Ecco, però in questi mesi l'Aventino, io mi sono interessata all'Aventino soprattutto perché volevo capire se era proprio così come è stato tramandato per lungo tempo, il nullismo, l'attendismo, non hanno fatto nulla. Ci ho pensato quando stavo scrivendo una biografia di Guido Miglioli, che è popolare, poi però si avvicina ai comunisti e scrive poi nelle sue memorie nel 1945 c'erano le masse pronte ad agire e arrabbiatissime con questi qua che stavano lì a non far niente, no? Ecco. E in realtà non è così, non sono stati lì a far niente. Gli aventiniani hanno, allora, naturalmente non è che 120 persone tutti hanno agito tutti questi mesi di prima persona, c'è chi ha partecipato all'inizio e poi si è ritirato, ma anche perché tutti hanno subito violenze, aggressioni, la casa distrutta, insomma qualcosa è successo a tutti, perso il lavoro, insomma a seconda ecco, è successo qualcosa a tutti, e quindi chiaramente tanti si sono ritirati dalla politica, ma è logico, insomma anche persone magari che avevano una famiglia, cioè ci sono mille motivi anche personali, no, che entrano nelle scelte politiche e quindi quello che avviene è in realtà un esercizio di democrazia che è paradossale, perché in quel momento stiamo parlando di persone che non la pensavano nello stesso modo su quasi niente. Cioè ci sono i monarchici e i repubblicani, gli anticlericali e il Partito Popolare, ci sono i massimalisti e i liberali, insomma non andavano d'accordo su niente, verissimo, è così, è la democrazia, e ci mettevano magari un sacco di tempo per mettersi d'accordo su un comunicato. Ecco, questa appunto è normale, e tra persone che hanno come veramente unico obiettivo comune ristabilire la democrazia, cioè l'idea che uno può esprimere le sue opinioni senza venire picchiato quando torna a casa, ecco, e la libertà di opinione, ecco. Quindi da una parte non c'è questo nullismo, non c'è, e bisogna capire appunto la difficoltà di relazionarsi fra loro di questi esponenti di idee molto diverse, e dall'altra l'Aventino non è solo un certo numero di parlamentari, si costituiscono in tutto il paese, ma soprattutto naturalmente nelle grandi città, dei comitati aventiniani, cioè c'è un paese aventiniano, ecco. E gli aventiniani, soprattutto quella è la loro arma, è la stampa soprattutto, cioè fanno delle riunioni anche a livello locale, e qui se andiamo in archivio centrale dello Stato c'è un malloppo di rapporti delle autorità locali che spiegano qui è nato un comitato, perché vengono ovviamente seguiti eccetera e controllati, ma la stampa dei partiti antifascisti circola molto più della stampa fascista,
non mi sono portata qua i numeri, ma insomma sono veramente molto superiori. E questo naturalmente poi svanisce quando con i vari decreti contro la libertà di stampa del governo Mussolini. Il primo è già del 23, però poi viene messo in opera subito dopo, poco dopo l'omicidio Matteotti, nel 24, poi viene inasprito anche nel 25, ecco, quindi viene meno sempre più, poi appunto il 25 poi ci sarà il non mollare, poi c'è a Milano prima il caffè nel 25 e poi il quarto stato nel 26, Milano è un po' l'ultima resistenza, ecco. E quindi viene meno la loro arma principale, no? Quindi questa è una delle ragioni anche per la disfatta, ecco, non c'è più niente da fare. E tra l'altro ecco, adesso velocizzo, arriviamo agli inizi nel 25 inizia a sfaldarsi appunto l'alleanza sotto i colpi della repressione e anche perché uno dei tentativi maggiori dell'Aventino era quello di convincere il re a togliere la fiducia a Mussolini e quello su cui puntava soprattutto l'opposizione costituzionale, ma insomma ecco, anche chi non ci crede come Turati, no? Che chiama l'ometto, ha più paura di Mussolini che di noi, no? E poi i repubblicani, naturalmente la monarchia fascista, cioè sono proprio molto netti su quello, però ecco è un tentativo che compie l'Aventino e che trova di fronte a un muro proprio da parte della corona. Ecco, quindi ora dell'inizio del 26 ormai è chiaro che l'Aventino ha finito e sono i popolari e alcuni democratici i primi che provano a rientrare in Parlamento nel gennaio del 26 e vengono menati, buttati fuori, proprio inseguiti nei corridoi della Camera, eccetera. Quindi è chiaro che non si può rientrare in Parlamento a questo punto. E poi a febbraio muore Gobetti, ad aprile Amendola, cioè sono anche proprio poi Amendola già dal 25 dopo l'aggressione lascia sempre più, no? Non riesce, ecco. Le violenze insomma hanno un ruolo fondamentale tra il 24 e il 25 e poi vengono votate naturalmente le leggi fascistissime, quindi c'è la costruzione della dittatura, no? Al tempo stesso. E ecco, c'è Gobetti, Amendola, prima c'era stato Matteotti, ma questi naturalmente sono i grandi nomi, sono migliaia ovviamente gli omicidi politici del fascismo dal 19 al 24. Matteotti, Gobetti, Amendola e poi muore Anna Kulishov nel dicembre del 25, no? Quindi ci sono questi nomi, i grandi nomi dell'antifascismo e la creazione proprio di un martirologio che inizia già in quel momento. Scrive per esempio c'è una lettera bella di Nitti dall'esilio a Parigi in cui dice proprio cita questi nomi, no, come quelli della nuova Italia del futuro, no, le basi dell'Italia del futuro e poi troviamo questi nomi un po' in tutta la stampa anche antifascista dell'esilio, ecco, messi insieme, ecco. I comunisti stessi, dicevi tu mi pare Giovanni, no? Che non è nel 24 ha una posizione, ma nel 26 troviamo, ma già dal primo anniversario dell'omicidio di Matteotti, volantini del Partito Comunista d'Italia che dicono viva Matteotti, quindi è un martirologio che appartiene a tutti in quella fase, ecco, non è limitato a un partito politico. E qui poi c'è la fuga dall'Italia naturalmente tra il 25 e il 26 dei maggiori capi dei partiti dell'opposizione, se non vengono ovviamente prima mandati al confino in prigione o uccisi e quindi l'Aventino lascia un'eredità, possiamo dire, all'antifascismo dell'esilio. 1927 nasce la concentrazione antifascista a Parigi,
tranne i popolari, che loro a livello di partito non riescono più a ricostituirsi, ma hanno contro il Vaticano. Quindi, però per esempio Donati partecipa alle riunioni della concentrazione antifascista di Parigi, scrive sulla loro rivista, sul loro giornale La Libertà, no? E poi tutti gli altri partiti ci sono i repubblicani, ci sono i partiti socialisti, cioè c'è una fetta dell'Aventino, e alcuni sono proprio le persone, gli aventiniani che sono a Parigi, che ricostituiscono questa alleanza. E poi c'è questa questione che pone Simona Colarizzi, no, della lunga resistenza lunga, grazie, che arriva appunto alla resistenza. In realtà quei 2 anni della resistenza sono una storia diversa. C'è una guerra civile, ci sono i comunisti che invece con l'Aventino e con la concentrazione non avevano a che fare, e forse più con l'Assemblea Costituente, perché poi gli aventiniani tornano, molti di loro sono nell'Assemblea che scriverà la Costituzione, quindi ecco, forse lì più c'è un ritorno, una continuità, ecco, con la storia dell'Aventino. Basta, grazie. Ringrazio Claudia per questa nuova lettura dell'esperienza dell'Aventino, che ricorda bene che a prescindere dai deputati poi ci sono nei vari territori appunto tutto un brulichio rappresentato dai referenti poi sui territori che cercano e che costruiscono i vari comitati, e non solo i deputati aventiniani, ma quindi anche quelli che cercano poi nei vari territori, poi si ritrovano tutti in esilio. Lasciamo la parola ad Anna Steiner, prego. Prendo in mano, si sente, tanto siamo pochi, giustamente data l'ora. Mi dispiace molto di togliere ancora tempo, perché è veramente tardi, ma mi sembra... Abbiamo tempo almeno fino alle 7. No, va bene, ma era per scusarmi dell'ora, che non dipende strettamente da me, ma io ringrazio moltissimo tutti gli intervenuti finora. Ho imparato molto, anche se in quest'anno che è il centenario, devo dire, avevo imparato da libri che sono usciti, come tutti voi avete detto, abbastanza raffica, e che hanno costituito per me una fonte interessantissima di una storia che mi riguarda molto da vicino. Io sono l'unica tra voi che non ha competenze storiche, e quindi spero di dare un contributo, però dal dietro le quinte da un lato, e dall'altro non tanto dal dietro le quinte, ma dall'interno di una storia che continua dalla morte di Matteotti, direi fino ad oggi, me compresa, nella mia veste qui di familiare. Ringrazio moltissimo dell'invito e dell'aver messo nell'invito, sia online che nel volantino, questo disegno di mio padre, che io gli ho visto fare sotto i miei occhi, perché è un disegno che lui rifà, ovviamente, perché lo aveva fatto nel 24, a 11 anni, e gliel'avevano strappato. Non ho capito mai se i genitori o il portiere o i portieri. Sta di fatto che lui l'aveva fatto nel 24, perché voi vedete che io sono l'unica che, avendo piccole competenze nel campo della comunicazione visiva, insegno ancora in un laboratorio di comunicazione visiva al Politecnico, mi sono permessa di portare le immagini, anche perché pensavo che se ci fossero stati dei giovani, è una modalità quella di leggere le cose attraverso le immagini, oggi molto più frequente
di prima e quindi mi pare indispensabile usarla. Ho aperto quindi con il disegno che voi avete usato, che ripeto, adesso vedrete nelle immagini, mio padre Albe ha rifatto nel 72, quindi molto dopo, quando Giulio Einaudi gli aveva proposto di scrivere una sua monografia come personalità, diciamo così, ormai famosa nel campo della grafica e di quella che già negli anni 70 si chiamava la disciplina del visual design. E per cominciare, al primo momento mio padre aveva detto, e qui è dietro le quinte, ricordo benissimo perché mi ero laureata da un anno, ero grande, e questa proposta era giunta in famiglia, quindi ne avevamo discusso insieme. E lui al primo momento aveva detto: mi sembra di fare un'opera post mortem, non mi sembra una bella cosa e poi non me la sento una glorificazione. Poi ci aveva pensato un po' e ha detto: però è l'occasione per raccontare una storia che non è solo la mia storia, una storia, pezzo di una storia più grande. E aveva cominciato a stilare degli appunti. Perché io ho aperto con quel disegno che troveremo originale, piccolino, in un libretto che Albe teneva a forma di diario e quindi era già lì, però lui l'ha aggiunto nel libretto. E di fianco io mostrerei, magari se avrete occasione di contattare i giovani che adesso non ci sono, ma che magari potranno rivedere o risentire questa importante serata, vicino c'è la foto del funerale di Matteotti e chi porta la bara, quel signore coi baffetti, eccoli qua, io li ho evidenziati, il signore coi baffetti è mio nonno paterno, è il papà di mio papà, e quel ragazzino che vedete dietro è il fratello maggiore di mio papà. Mio papà nel 24 aveva 11 anni ed era del 13, suo fratello era del 9, 4 anni di più. Quindicenne, Mino Steiner, è stato, diciamo, l'altro giovane che portava la bara. Gli altri due signori che vedete, che non ho circondato, sono Tita Ruffo, in primo piano, grande baritono, l'altro fratello, mentre Emerico Steiner, il papà del mio papà, era cognato, Tita Ruffo era cognato essendo fratello di Vegna. E di fianco l'altro ragazzino è Ruffo Junior, anche lui sedicenne. Mio padre ne aveva 11 di anni e non gli fu consentito di andare al funerale. Però ecco qua, io riporto questa frase, fu proprio l'assassinio dello zio Giacomo Matteotti che fece maturare in Albe, undicenne, la coscienza dell'antifascismo e lo indusse a fare con un disegno il suo primo lavoro grafico. Ma questo non lo dico io, è lui. Noi vediamo qui questo Emerico col cappello, il nonno, con i 3 figli davanti. Mio padre è il più piccolino, che sembra una bimba, biondino, ma non è una bimba. E poi lo vediamo lì più grande, impaginato dentro questo meraviglioso libretto che ho in eredità preziosa. Non si sa come è sopravvissuto tra bombardamenti, eccetera, però conservato miracolosamente da mio padre. Ecco, in questi libretti diario Emerico racconta la sua storia. E ecco il libretto che mio padre tiene riprendendo la tradizione di suo padre. Questo libretto è ora all'archivio che noi eredi abbiamo donato, mia sorella, mia madre e io, al Politecnico di Milano, e vediamo qui la copertina di questo libretto. Albe scrive raccolta articoli e bibliografia, ed è un piccolo libretto che comincia dal 1927, quando Albe aveva 14 anni, e arriva in questo caso al 49. Poi ce ne sono altri 3, arriva fino agli anni 70.
Poi la quantità di articoli, diventando lui sempre più famoso, aumenta e è rimasto un grande scatolone. Dovremmo noi lavorarci sopra. Ma perché è interessante questo? Perché guardate, lui inserisce questo suo piccolo disegno, lo vedete com'è piccolo? Dunque, questo libretto è non più grande della metà di un foglio lettera, quindi è proprio un libretto piccolino. Dentro c'è quel disegno che lui ha rifatto così e che io poi ho preso per divulgarlo moltissimo, perché in realtà lui l'ha fatto con tantissima consapevolezza, considerava che fosse l'occasione per raccontare come mai lui aveva scelto di fare il grafico, e lui scrive: io ho fatto quel mio disegno come mio primo cartello stradale, me l'hanno distrutto, mi hanno chiamato i portieri e i genitori, me l'hanno distrutto, io ho capito che cosa è la libera espressione e ho deciso che volevo continuare a fare quello che mi piaceva di più, cioè esprimermi liberamente col segno grafico. E noi vediamo il libretto e vediamo, diciamo così, la storia familiare. Come vedete, qui Alba era vestito da prima comunione, famiglia borghese, scarpe bianche col fiocco bianco, insomma siamo nell'ambito di una famiglia molto agiata. Alba ha 11 anni, così era. E ricordo che, e questo è il dietro le quinte, lui in casa ne parlava dicendo: quello che mi colpì di più fu proprio la facciata, diciamo così, relativamente ipocrita, non della mia famiglia in sé, ma di quella borghesia, e invece la realtà che io vedevo, perché prima parlavate del film di Vancini. Il film di Vancini uscì quando mio padre è ancora vivo, nel 72. Quindi, siccome io ero grande, ed era non a caso l'anno in cui Albe rifà il suo disegno, andammo solo io e lui, perché mia mamma era all'estero per ragioni di lavoro, andavano sempre insieme, però quella volta non c'era. Andammo da soli a vedere questo film appena usciti e io ricordo l'emozione di mio padre, grandissima. Uscì dicendo: è proprio uguale, devo dire a questo attore che è stato grandioso, ha interpretato il personaggio in un modo veramente toccante. Franco Nero, gli assomigliava anche a Matteotti, aveva questi occhi azzurri, eccetera. E devo dire che io, avendo conosciuto molto bene il primogenito, che è stato molto in casa nostra ed era molto affezionato a mio padre e somigliava molto a suo padre, vedendo il film io stessa rivedevo un po' il personaggio, no? Ecco, mio padre diceva in casa così, dice: voglio mettere questa fotografia di me vestito così di tutto punto accanto a quel disegno, perché sono due facce di una storia. La copertura, diciamo così, formale, che tutto ancora possa andare bene, e la realtà che stava precipitando nella dittatura. E tornando a noi, io riprendo, pensando di dare un contributo, ripeto, un po' dall'interno. La famiglia era questa, così come mio padre era vestito di tutto punto, questo è Mino, il figlio del primo, scusate, sì, non il figlio, il primogenito figlio di Emerico, fratello di mio padre, fratello maggiore. Vedete che questa diventa una cartolina, quindi questa famiglia si poteva permettere di stampare la fotografia, di farla diventare una cartolina che è indirizzata a Veglia Matteotti. Da chi? Da mia nonna Fosca. Io porto il nome di Fosca, io mi chiamo Anna Fosca e ho conosciuto bene fino ai miei 10 anni, perché poi purtroppo è mancata, mia nonna Fosca, che era una donna straordinaria.
e una nonna che è straordinaria per me. E come vedete scrive a Veglia dicendo: è una fotografia fatta nei giardini della villa, e la villa è dove stavano perché già erano in corso situazioni pericolose, abbastanza ben riuscita come testa. Dimmi se ti piace. Tanti bacioni da tutti, Fosca. E questo era per tenere Veglia, diciamo, in contatto con la famiglia, perché naturalmente voi siete storici e lo saprete, ma per chi ascolterà, diciamo, non essendo storico, Veglia era nata e cresciuta in una famiglia dove il padre se n'era andato molto presto e la madre aveva cresciuto i 6 figli, di cui 4 sorelle e 2 maschi, uno il famoso baritono Tita Ruffo, e li aveva cresciuti con grande fatica, sia organizzativa che educativa che, diciamo, economica. Quindi Tita Ruffo, che 18enne diventa un grande baritono, si farà carico dei fratelli e della mamma e sosterrà la famiglia. Ma Fosca, che era la sorella maggiore di Veglia, ne farà un po', diciamo anche lei, parte più come madre che non come, o meglio, madre / sorella maggiore, che non come semplice sorella. Quindi fu un'unità della famiglia molto più forte di quanto non si dice, e secondo me dal punto di vista storico credo che andrebbe studiato questo fenomeno, diciamo così, della persecuzione non solo nei confronti di Matteotti, ma di tutta la famiglia, tutta quanta, senza distinzione. E io qui ricordo che sono andata a un convegno, francamente l'anno non me lo ricordo, però almeno 20 anni fa, a Milano, tenuto da Canali, sulla proprio questione il titolo era proprio l'assassinio di Matteotti e dintorni. Andai ad ascoltarlo, fu molto interessante. Lui disse che dopo l'apertura degli archivi di Stato lui aveva, diciamo, studiato ancora molto e aveva scoperto molto sulle vicende familiari di Matteotti. Allora, finito il convegno, io presi coraggio, era molto tempo fa, e andai a salutarlo presentandomi e lui mi rispose: molto piacere, testuale, molto piacere, le dico che riguardando gli archivi di Stato la famiglia Steiner è stata, nel contesto della famiglia più grande di Matteotti, assolutamente l'unica compatta e incorruttibile. E mi congratulo con lei. Ho detto: io non c'entro, cercherò. Ecco. Però questa frase mi colpì moltissimo, non indagai oltre, ma penso che andrebbe studiato tutto, perché non c'è dubbio che, come oggi, si interviene colpendo e cercando di corrompere e di ricattare. Infatti devo dire che all'oggi noi familiari ci siamo ritrovati con il primo libro di Scurati, che alla fine del suo volume, molto interessante, li ho letti tutti e 3 e penso che non possiamo altro che ringraziarlo. Però alla fine del libro, nella prima edizione, e ne sono state riprodotte 13, così, c'è una sorta di, come possiamo chiamarlo, elenco dei nomi glossati, e sono glossati per capitoli. Uno di questi capitoli si chiama, mi sembra, Gli amici di Mussolini, gli amici e qualcosa di più, e i complici, non i complici, qualcosa del genere, di Mussolini. Come? Sì, non i sodali, ma insomma dovrei rivederlo, adesso mi scuso. Comunque, tra questi era nominata subito dopo la Sarfatti, Margherita Sarfatti, o vicino, Veglia Matteotti, scrivendo
moglie di Matteotti, donna straordinaria, poetessa, eccetera, ma nell'alveo degli amici di Mussolini. Noi come familiari abbiamo scritto a Scurati una lettera, firmandola di comune accordo genericamente come familiari, chiedendo che il nome di Velia Tita fosse tolto da quel chiamiamolo capitolo di persone raggruppate. E alla 14ª edizione, perché nel frattempo ne erano già uscite tante, Scurati l'ha spostato e quindi è una buona cosa. Però lo segnalo per dire che all'oggi ancora proprio chiaro cosa fu l'ambito familiare di Matteotti non è. E per dire che la famiglia di Matteotti, ne parlavo con Marina Cattaneo, che è la direttrice della Fondazione Kulishov, pochi giorni fa, con la quale ancora sto collaborando per una mostra che si terrà tra poco e con la quale ho collaborato per la mostra che come studio Rigoni Steiner abbiamo curato con mio figlio Matteo a Rovigo, e della quale non vi dirò un dietro le quinte veramente angoscioso, perché non è il caso, però Marina mi diceva bisognerebbe far capire che la famiglia di Matteotti fu la famiglia Titta, la famiglia di Veglia, perché lui perse i 2 fratelli, perse il padre, aveva questa madre straordinaria che poi a un certo punto anche nelle condizioni in cui era morì relativamente prematuramente, e quindi la sua famiglia era la famiglia Titta. Questo mio nonno Emerico è senz'altro stato un compagno di vita di Matteotti, non soltanto un cognato. Questo Titta Ruffo che mantenne Veglia fino al momento in cui si sposò e anche dopo sicuramente l'aiutò in tutti i modi, fu molto più che non un cognato di Matteotti. E questo non per glorificare la famiglia, ma per far capire l'importanza del sostegno che Giacomo ebbe, prima di tutto da sua moglie, sicuramente si evince, questo lo dobbiamo al grande Caretti, dalle lettere tra Veglia e Giacomo. Veglia non smette mai di sostenerlo, e voglio fare solo una parentesi legata al matrimonio. Allora, si sposano, ma Veglia è molto religiosa e posso dirvi che anche mia nonna Fosca, io sono cresciuta senza alcuna religione perché i miei genitori erano entrambi comunisti e mio padre lo era diventato proprio a partire dalla tragica esperienza dello zio, come lui stesso scrive. Però mia nonna Fosca, in 10 anni della mia vita, sempre cercò di convincermi dell'importanza della religione cattolica e del credere, diciamo così, in generale in Dio. E non solo me, ma la sorella minore di mio padre morì suora laica, non si sposò mai e morì suora laica. Quindi Veglia era molto religiosa, ma nel profondo, non formalmente. E quando Giacomo le dice che lui non si sente di fare un matrimonio in chiesa, Veglia fa di tutto per convincerlo a farlo. Però Giacomo mantiene le sue posizioni e all'ultimo, pochi giorni prima di sposarsi, le dice tutto il suo amore, ma non si sente di sposarsi in chiesa. E chi sceglie la rinuncia? Veglia. E non lo fa solo per amore, scrive chiaramente: noi rimarremo uniti comunque e io seguirò le tue idee. Quindi fu una donna che si rese conto di che condizione di vita aveva Giacomo e volle essergli vicino. Eccola qua. Sì. Eccola qua. Queste sono foto che mio padre ha meravigliosamente conservato in un album che vi dirò è in tante parti strappato.
Io ho immaginato che lo strappo delle foto che mancano sia dovuto al fatto che comparisse Giacomo e non poteva restare, diciamo, visibile la figura di Giacomo in famiglia. Però è una mia deduzione. Questo è Americo Steiner, mio nonno, che scrive Perché sono diventato cittadino italiano. Questo è un libretto assolutamente privato che evidentemente lui ha modo economicamente privilegiato di divulgare, e prima di tutto di stampare e poi di divulgare, ma è straordinario leggendolo, come dice, che l'Italia è un paese straordinariamente accogliente, che approda a Trieste e che, grazie mille, ce l'ho anch'io, che approda a Trieste, città di confine, che lo accoglie, grazie mille, che lo accoglie meravigliosamente, dove trova intellettuali da cui impara molto, e soprattutto là si laurea con una tesi di economia sulla imprenditoria editoriale. Questo la dice lunga, eccolo qua, gli industriali. Lui è tra gli industriali più famosi del momento e siamo negli anni 20. E lui però, questa è la mia nonna Fosca, e questo dice qualcosa su questa figura di Americo Steiner, e cioè dice: mostra lombarda di arti grafiche promossa dal Pio Istituto Tipografico, ora Istituto Grafico di Previdenza, a Milano nel Castello Sforzesco. E poi dice: novissima albo d'arti e lettere. Per molti è stata l'espressione più elegante del liberty italiano. Difficile dar loro torto, chi avesse tra le mani un numero qualsiasi di novissima albo d'arti e lettere non potrebbe che rimanere ammirato dal suo aspetto. Ma la prima opera che pubblica in questo campo editoriale questo è il libretto all'interno, un altro dei libretti, diario del nonno, dove inizia con: supponevo che Matteotti, col quale avevo l'appuntamento a Trento, all'arrivo del treno, cioè racconta, volevo farvi capire come era persona di famiglia. E questa è la foto di Matteotti Santino, che tutti conosciamo, però questa è dedicata alla carissima Fosca, Vera Maria, perché di secondo nome terzo, nel mio dolore. Il dolore era quello di Veglia, appena mancato Matteotti. Quindi questa foto fu stampata da Veglia in più copie, e tra le primissime copie donate Veglia la dona a Fosca. Questo è lo straordinario biglietto che ha trovato mio cugino Marco, che oggi ha 83 anni, ma è lucido e attivo. E suo padre Mino, Guglielmo detto Mino, fratello maggiore di mio padre, era il nipote di Veglia e di Giacomo come Albe. Ma che rapporti avevano questi nipoti con questo zio? Si legge da qua: dichiaro di voler essere segretario della zia Veglia con stipendio di lire 5 al mese più gli straordinari. In caso di assenza il mensile sarà ridotto alla metà. Guglielmo Steiner, suo nipote. 1919, era del 9, aveva 10 anni. Mentre Mino aveva 10 anni già aveva questo rapporto con la zia. Quando Albe ne ha 11 il rapporto lo abbiamo visto. Questo è Mino ragazzo, come vedete porta il lutto in forma religiosa per Matteotti. È una foto del 24. Questo vi fa capire l'ambito familiare e soprattutto, diciamo, l'atteggiamento religioso. Tornando alla vicenda del matrimonio, e direi al grande, non mi piace usare la parola sacrificio, ma alla grande rinuncia, sì, di Veglia alle proprie idee religiose per aderire completamente alle idee di Giacomo e per sostenere che potevano essere uniti in idee più alte insieme. E non è una cosa da poco. Questo è uno straordinario
quadro, acquarello di non grandi dimensioni, un formato come d'album da disegno, che io ho, diciamo in eredità. Guardiamo cosa c'è scritto dietro: Veglia Titta Matteotti, regalo di Fosca Titta Steiner a suo figlio Albe. In che anno? 1938. Veglia morirà in quell'anno. Evidentemente si sentiva di essere un po' alla fine, e evidentemente deve aver dato alla sorella Fosca alcune cose a cui teneva molto. Questo quadro è abbastanza straordinario, visto vero, perché è un acquarello di qualità, diciamo tecnicamente, e comunica, diciamo, quello che tanti storici hanno scritto, cioè un sentimento malinconico di Vera. Ora, questo sentimento malinconico direi che senz'altro sarà stato un sentimento di questa donna che io non ho conosciuto, però accanto a quel sentimento lei lottò tutta la vita e fino al 1938 ebbe vicino, come si legge in libri usciti quest'anno, persone che hanno cercato di corromperla in tutti i modi, e sicuramente arrivò fino alla fine senza essere corrotta. Questo secondo me è un grande insegnamento, non solo per la vicenda personale della famiglia, ma per quello che può rappresentare oggi, dato che viviamo in un'epoca dove la corruzione è al centro delle vicende politiche. E questo è il busto che io ho sempre visto in casa da che ero piccolina. Questo è un busto non più grande di quella bottiglietta. Guardiamo cosa c'è scritto: Giacomo Matteotti, uccidete me, ma l'idea che in me non la ucciderete mai. La mia idea non può, no, non muore. I miei bambini si glorieranno del loro padre, i lavoratori benediranno il mio cadavere. E cosa c'è scritto dietro? Questo ho dovuto ingrandirlo moltissimo. Dietro c'è scritto: questo bustino del 1924 fu custodito attraverso tante lotte e tanti sacrifici da Roberto Forti. Mi piacerebbe sapere chi è. Francamente non sono riuscito, ho cercato in tanti modi, se qualcuno degli storici capirà sarò felice. Il quale oggi, 24 giugno 1939, lì si fatica a leggere, lo dona ad Albert, perché Alba è diminutivo di Alberto e lui lo chiama Albert Steiner perché fedele alla memoria dello zio. Direi che questo la dice lunga, perché evidentemente era l'anno dopo la morte di Veglia e questo uomo probabilmente era stato un grande, diciamo, aiuto per la famiglia, perché dice: dopo tante lotte e sacrifici io l'ho conservato e ora voglio. Ecco. Questo è il biglietto che mio padre mi fece leggere, ma soprattutto me lo diede in mano quando ho compiuto 21 anni, cioè nel 68. Non si sente? Ah, no, va bene, così si sente? Sì, grazie. Ecco, dicevo che questo biglietto, che è un biglietto molto piccolino, diciamo 10 centimetri per 10, fronte retro, è il biglietto che mio padre mi diede in mano il 25 maggio del 68, che era maggio francese di allora, e io ero dentro le lotte studentesche nella facoltà di architettura, compivo i 21 e potevo votare. Mio padre e mia madre mi fecero tanti regali, poi mio padre mi prese da parte e mi disse: adesso ti do questo biglietto di tuo zio. È l'ultimo biglietto che venne da Fossoli, campo di, diciamo, di smistamento, perché poi da Fossoli Mino Steiner finirà
prima a Mauthausen, e da Mauthausen morirà a Ebense nel febbraio del 1945. Questo biglietto dice: caro Albe, tutto il mio affetto a voi due, e la seconda persona è mia madre Lica. Ti raccomando la calma e la prudenza, basta uno in famiglia, e ce n'era già stato un altro. Mi pare di essere entrato in una fase di serenità e speriamo in un domani migliore, anche se noi non fossimo a goderla. E sotto mio padre scrive: matricola 198, camerata 18, Fossoli di Carpi. Questo biglietto mio padre me lo diede dicendo: tu devi adesso votare, renditi conto di quanto è importante, renditi conto del fatto che per avere questa democrazia tuo zio è morto, e voglio che tu veda un documento che devi conservare. Lui l'aveva messo, eccolo lì piccolino, dentro questo libro. Questa è la foto di Mino, sotto c'è scritto: dentro questo libro, dentro una bustina di plastica in modo che fosse leggibile dalle due parti, e questo libro era un libro che fu stampato in Francia in quegli anni con il contributo dei familiari dei deportati, nessun altro. E mio padre aveva subito contribuito, d'accordo con mia madre naturalmente, e l'aveva riposto lì. Mi diede anche il libro e mi disse: non devi disperdere né questo né tutti i documenti che noi abbiamo conservato. Allora, siccome ultimamente, diciamo così, mediaticamente si sono diffuse in occasione del centenario articoli, riviste, eccetera, e tra questi ho letto io stessa un'intervista a Elena Matteotti, che è la figlia del fratello di quel primogenito di cui vi parlavo prima, che era molto vicino alla mia famiglia. Anche il padre di questa Elena era molto affezionato a mio padre, ma veniva molto meno ed era molto meno estroverso di quanto non fosse Giancarlo, detto Chicco. Quindi io l'ho conosciuto certamente, ma non così bene da poter capire che evidentemente ha avuto un comportamento molto diverso da quello di mio padre. Non solo non ha conservato, ma evidentemente non ha tramandato neppure alle sue figlie la storia di questo suo padre, nonostante lui abbia patito in prima persona e sia stato in prima persona attivo. Questo è un insieme di cose che ho messo. Se vedete questa immagine in rosso, è una pagina di un libretto che mio padre, al compimento dei 21 anni di mio cugino, consegnò a mio cugino, figlio di Mino. E gli diede un intero libretto raccontando la storia di famiglia. Quella foto è il bombardamento della casa di Viale Bianca Maria, di fianco c'era anche lo studio del padre, studio di avvocato, perché Mino diventò avvocato convinto antifascista e per questo fu preso. Qui vediamo Chicco, è quello in primo piano, vedete quanto assomiglia al padre Matteotti, e sotto vedete Chicco, due punti, l'uomo è un mostro, Milano. Questo è un ritratto che fece mio padre con 3 scatti di Polaroid a suo cugino Chicco, al quale voleva molto bene, ma quella scritta l'uomo è un mostro, tra virgolette, sta diciamo testimoniare che Chicco fu un antesignano di un'idea che oggi è molto diffusa, e cioè il fatto che l'uomo nelle specie della natura era un mostro, non considerava il resto della natura. E nei miei confronti, che ero ragazzina, vi dico solo questo, era estremamente affettuoso. Io avevo tanti capelli rossi, lunghi, mi prendeva per i capelli e mi diceva: mi raccomando, non lavarti con i vostri schifosissimi shampoo, tu prendi solo del normale sapone semmai,
perché voi distruggerete il mondo con i residui di questi ciampi. Poi mi prendeva, mi sollevava la finestra e mi diceva: vedi quante automobili, cioè pochissime rispetto a loro. Diceva: voi diffonderete questo orrendo gas ovunque e ne patirà tutto il mondo. Era un personaggio curioso e sosteneva questa tesi in modo molto accalorato, presentandosi quando divenne deputato socialista con la camicia senza cravatta nei mesi caldi, con il taglio sotto le ascelle della camicia per far respirare il corpo, e fu ripreso dai giornali di destra di allora, soprattutto quelli serali tipo La Notte eccetera, con la scritta sotto: il deputato Matteotti arriva in Parlamento, adesso non mi ricordo, ma tipo senza dignità piuttosto che... Ecco, di fianco vedete la carta da lettere di Einaudi che invita mio padre a pensare a una sua monografia. Ed ecco qua i suoi appunti. Varazze, 1923, la zia Cialda. Cialda era la sorella minore che aveva allora, credo, 2 anni. Evidentemente tutta la famiglia era terrorizzata di quello che poteva capitare alla più piccola. E poi dice lo zio, la fuga ai Giovi, chissà cosa vorrà dire, e poi questo lo collega e dice: perché sono diventato antifascista. 1924, 10 giugno, il pranzo della prima comunione, i parenti, la telefonata da Roma, virgolette, Giacomo non è tornato a casa, Mirine, che sarebbe lo zio Casimiro, detto in casa Mirine, e il papà devono andare a Roma, quindi finisce la festa. Campo dei Fiori, giornali, la gente. Poi sotto il primo cartello stradale, i rimproveri dei genitori, e gli agenti, il controllo politico. Chicco, che sarebbe appunto Giancarlo, e i ciclisti, chissà cosa vuol dire. Dobbiaco, il duca del mare. Io naturalmente ho chiesto a mia madre quando ho trovato questi appunti, ma mia madre giustamente mi ha risposto che ha conosciuto mio papà molto più in là e quindi non sapeva neppure lei, cioè si sono conosciuti, mia madre quando si sono sposati nel 1938, non a caso, mia madre aveva 24 anni e mio padre 25. Questo è il libretto di nuovo dove vedete che Albe ha inserito quel suo disegno con Abbasso Mussolini, di fianco al vero volantino che lui stampò clandestinamente dentro il Corriere della Sera, questo me lo spiegò lui, e poi lo scrisse dietro al volantino. Il testo era, e mi piace di ricordarlo qui in Sicilia, di Elio Vittorini, che era compagno della clandestinità, della stampa clandestina e soprattutto amico di una vita. E il testo era di Elio Vittorini e Albe lo scrive dietro insieme a Manfrè, che è il nome clandestino di, e mi piace ricordarlo qui, Salvatore Di Benedetto, grande antifascista, la cui storia conoscerete molto meglio di me e di cui ora non parlo, però dietro questo volantino vedete che c'è 10 giugno 40, 10 giugno 1943, basta con la guerra per Mussolini, ma il primo 10 giugno per mio padre è il 10 giugno del 24 e non a caso basta con la guerra, perché una delle questioni centrali che avete sottolineato voi come storici è l'antimilitarismo di Matteotti, che mio padre come comunista ha mantenuto sempre e ha tramandato in famiglia e diciamo ne ha fatta una ragione di vita. Qui c'è una lettera, poi tutto questo materiale io lo lascio a voi, una lettera da Lugano, non a caso, dove, avendo fatto i miei genitori, anche mia madre naturalmente, la resistenza nell'Ossola, dopo che i tedeschi rioccupano la Repubblica dell'Ossola, aiutano la popolazione ad andare in Svizzera, ma
gli uomini in età di leva vengono internati e mio padre tra questi fu internato. Ho imparato da pochissimo, non in un campo ma in due. Noi sapevamo, perché mio padre ha lasciato un libretto tutto strappato e tutto reincollato che lui stilò nel campo, e in questo libretto lui scrive dov'è, e scrive a Rohrbach, quindi in Svizzera, diciamo relativamente vicino al confine con l'Ossola, ma io poi ho scoperto non più di 15 giorni fa che ne esiste, lavorando sempre sul tema del rapporto con la Svizzera e l'Italia tra grafici e tra grafici antifascisti, ho scoperto dal grande grafico Max Huber, che adesso è un nome internazionale della storia della grafica, molto amico dei miei genitori, proprio per essere stato, diciamo, un sostegno durante il periodo di quegli anni durissimi. Ecco, Max Huber scrive un ricordo di Albe dicendo che lo incontra nel campo di Bremgarten. Non l'avevo mai saputo. È vicino, sono andata in internet, ho guardato, è relativamente vicino a Rohrbach, ma non è Rohrbach, e Max Huber sapeva anche del campo di Rohrbach. Quindi immagino, voi storici lo saprete meglio di me, che li spostassero dai vari campi, anche perché non si fidavano troppo, dovevano essere molto vigili. Questa lettera racconta tutte le peripezie nel febbraio e chiude: scrivete a Max Huber a Zurigo per il capitano Alberto De Silvestri. Mio padre aveva due nomi di battaglia, uno Aldo Stefani e l'altro Alberto De Silvestri, e ha lasciato i documenti falsi, fatti da Dio, non si vede proprio che sono falsi, e se faceva il grafico. Però poi mia madre mi disse che non li aveva fatti lui da solo, ma il grafico Veronesi, che è stato un altro comunista, dice: la mia mamma mi ha detto confidenzialmente, lui era il migliore tra noi, nessuno scopriva il documento falso. Ecco, quindi questo è un aneddoto, diciamo, ma questo, diciamo, questa lettera è un vero testamento. Vi leggo solo quello che scrive in una parte. Dice: mia sorella è nascosta non so dove, ma è viva. Mio cugino Matteotti è stato preso dai tedeschi, ma forse loro stessi non lo sanno perché aveva un altro nome. Un'altra casa clandestina che si aveva a Milano è stata occupata dai fascisti. Del PA, questa lettera mio padre la scrive ai genitori, scusate, ai fratelli di mia madre. Perché? Perché il genitore, e d'accordo era anche la madre di mia madre, cioè padre e madre di mia mamma, avevano mandato i figli oltreoceano, perché il padre era ebreo e non aveva mai voluto abbandonare la sua identità ebraica, pur sposando mia nonna in forma civile, e qui mi ricordo del matrimonio tra Veglia e Giacomo, lasciando a mia nonna l'identità nonna materna, l'identità cattolica. E però li aveva mandati oltreoceano. I due fratelli maggiori avevano fatto famiglia dal 39, ultimo anno in cui si erano visti, facendo un viaggio quasi di nozze. I miei genitori, dopo il matrimonio, si erano ritrovati prima a New York anche con l'altro fratello minore che era finito in Canada, e poi con i due fratelli messicani. Questa lettera la scrive a loro perché lui teme che, scappando dalla Svizzera per partecipare all'insurrezione finale, potrebbe morire, e quindi racconta la storia di tutta la famiglia e scrive: mia sorella è nascosta non so dove, mio cugino Matteotti è stato preso, eccetera, un'altra casa è stata occupata dai fascisti. Del PA sempre niente, perché anche oggi noi non sappiamo come sia stato ucciso. Fu preso insieme ad altri due suoi nipoti che credeva di proteggere, che venivano dalla Francia, ebrei entrambi. Loro tre, insieme ad altri 54 ebrei della zona dell'Ossola e del Lago Maggiore, furono uccisi nella strage di Meina.
e non si seppe mai come. Alcuni dicono che furono uccisi subito e mia madre disse e scrisse sempre: speriamo che sia così e che non sia finito in campo. Però mio padre scrive ai figli lontani del Pa, anche lui lo chiamava Pa perché aveva perso il padre nel 29, mio padre, del Pa sempre niente, di mio fratello sempre niente. Invece nel febbraio del 45 si saprà che è morto in campo, perché arriverà una comunicazione formale dal campo. E dice: di mio fratello sempre niente, per evidenti ragioni non posso raccontarvi le mie peripezie svizzere. Ho sempre cercato di agire onestamente, dando tutto quello che ho in me per un domani migliore. Poi non sto a leggervi. Naturalmente scrive che sua moglie Licca lo sta aspettando, e vi dirò solo in forma di, diciamo, simpatico aneddoto. Per 3 mesi a mia madre fu detto che Alba era morto in una delle battaglie dell'Ossola, e le fu portato anche un giornaletto della stampa clandestina in cui si diceva: morto coraggiosamente in battaglia. E mia madre rispose: tanto so che non è vero, e infatti non era vero. Ha sempre mantenuto un enorme ottimismo della volontà, e in questo credo che questo zio abbia lasciato un gran segno. Questo è uno dei manifesti più noti di mio padre. Vinse un concorso internazionale del 56, cioè 11 anni dopo la liberazione. Fu indetto un concorso a Vienna, dove oggi il primo partito è filo nazista. A Vienna fu indetto un concorso tra i più importanti grafici da allora per un manifesto per la pace. Esistevano comitati per la pace ovunque, e oggi purtroppo non ce ne sono. Questo secondo me è un monito importante. Vorrei chiudere con questo e ringraziarvi molto. Siamo noi a ringraziare Anna Steiner. Si è fatto molto tardi, quindi concluderei qua. Ringrazio tutte e tutti e soprattutto chi è rimasto sino alla fine. Grazie.